Ci siete? Ci siamo, vi vediamo e sentiamo bene. Come mai questo ritardo? Perché non siamo stati avvisati. Però noi abbiamo fatto un calendario, lo so. anche da ieri, insomma. No, tenete conto che se voi vi bloccate, bloccate tutti noi, quindi cercate di essere su questo puntuali. Allora, mi date la presenza delle detenute? Allora, le attesto la presenza delle detenute Casamonica Lauretta, nata a Roma l'1172, e Tolli Katia, nata a Roma l'85 del 74, e si dà atto che alle imputate vengono garantiti i diritti a loro spettanti in materia di videoconferenza e non sussistono incompatibilità tra il sottoscritto PG verbalizzante e l'imputato. Grazie e scuso ancora per il disturbo. Grazie, allora riverifichiamo la situazione perché è passato un po' di tempo. L'avvocato Giraldi per Lauretta è presente, l'avvocato Garcea era sostituito, giusto l'avvocato Garcea? È arrivata adesso? No, non la vedo. Ma c'è un suo collega? Ma c'è, sta lì. Per la posizione dell'avvocato Garcea la sostituisce lei? Sì, però se ce lo devi dire avvocato, perché sennò da lontano non la vediamo e non la sentiamo neanche bene. Grazie. Avvocato Ceccherini. Benissimo. E poi invece la posizione di Tolli Katia, l'avvocato Naso sostituito dall'avvocato Ippolita Naso e Bruzzesi invece Marco Di Michele. Va bene. Finalmente siamo oggi riusciti, ma non è mai così. In genere in questa fase non abbiamo problemi, generalmente. Allora, prima di sentire i testi, avevamo disposto per oggi la citazione dei due periti trascrittori per le conversazioni in lingua inglese e per le conversazioni in lingua sinti. Quindi cominciamo, vediamo chi c'è, sì. Chiedo scusa signor Presidente dall'Aquila. Possono anche assistere, non è che sono testi, devono solo conferire l'incarico, sarà separato comunque. Può far entrare Angela senza che va avanti e indietro due volte, d'accordo? Prego. Chiedo scusa dall'Aquila, signor Presidente. Sì, prego. Il detenuto Casamonica insiste per poter conferire telefonicamente con l'avvocato. Gli verrà data la possibilità. Non riusciamo a metterci in contatto. Grazie. Un attimo perché, allora, Dall'Aquila dall'Aquila chiamano per conferire con il difensore. Perfetto. Ma uno prima e uno l'altro perché andiamo in successione, diciamo. Allora, Vitaliano Berto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mettiamo innanzitutto, si può accomodare? Beh, tanto sono separati gli incarichi perché sono in due lingue, abbiamo deciso di fare incarichi separati. Sì. Allora, diamo atto intanto a verbale che a scioglimento della riserva assunta in sede di ordinanza dispositiva di perizia, assunte in sede di ordinanza dispositiva di perizia, e vista l'ordinanza di quell'udienza del 27 gennaio 2020, il Tribunale nomina Vitaliano Berto quale perito trascrittore per la trascrizione delle telefonate in lingua sinti e Monica Pratesi, entrambi noti all'ufficio, per la trascrizione delle telefonate delle conversazioni in lingua inglese. Si procede quindi poi al conferimento dell'incarico, quindi cominciamo con l'incarico per il perito trascrittore in lingua sinti, e quindi l'incarico che il Tribunale formula al quesito è il seguente: provveda, prima ci dassi di generalità, sì, un attimo di generalità. Sì, sono e mi chiamo Berto Vitagliano, nato a Gibellina, Trapani, il 2/11/66. Si trova in qualche situazione di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico? No, signor Presidente. No. Ok.
Per cui il quesito che noi vorremmo formulare, se ci sono osservazioni delle parti, prima che lo formuliamo, è come quello che abbiamo fatto all'udienza dei periti trascrittori. Quindi provvede il perito, acquisiti i supporti informatici dai periti già incaricati, alla integrale e fedele trascrizione del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in tutto ovvero in parte in lingua sinti. Questo è... Sì. Dovevamo sentire questa mattina appunto Fusco e la Conti. Sì. Le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ancora non sono state acquisite agli atti. No. Per cui io non so, il Tribunale come ritiene di poter, dovremmo riconvenire nuovamente? Allora, noi abbiamo chiesto al Pubblico Ministero come procedere oltre, dando per scontato che avremmo cercato di fare quell'attività istruttoria che non fosse strettamente correlata alle acquisizioni delle intercettazioni. Quindi, siccome il PM mi ha indicato questi due testi... Sì, no, posso interloquire sul punto. Certo, vediamo un attimo... E allora, sono testi che non hanno, come dire, una stretta attinenza con le intercettazioni, ma l'ufficio del pubblico ministero in questo senso ritiene che, in linea generale, ma nelle more del deposito poi della perizia, e qui vado a dire l'ovvio, la prova sono i file audio. La perizia ovviamente è un qualcosa che normalmente si fa, e ci mancherebbe altro in processi come questi, per una intellegibilità da parte del collegio e da parte delle parti processuali, di tutte le parti processuali, anche del pubblico ministero, del contenuto di quei file audio. Ma la prova sono i file audio. I file audio che sono già versati al fascicolo del dibattimento e che in virtù di questo sono pienamente utilizzabili. Fatta questa premessa, ripeto, sto dicendo l'ovvio, io ritengo, il pubblico ministero ritiene che si possono benissimo leggere al testimone intercettazioni già versate in atti, così come trascritte dalla polizia giudiziaria, perché a questo punto diventa onere della parte eccepire la difformità rispetto a ciò che si sta leggendo in relazione al contenuto dei file audio che vi sono. Quindi nessuna preclusione da parte del pubblico ministero a interrompere l'esame e a dire no, attenzione, perché quello che si sta leggendo è un qualcosa di difforme rispetto ai file audio e ciò che va letto è più correttamente questo. Ma laddove questo non vi sia, e per quello che mi consta non vi è, io ritengo che il pubblico ministero sia perfettamente legittimato qui, così come nelle prossime udienze, a leggere al test il contenuto delle intercettazioni così come risultano dagli atti processuali. Dico ancora di più, e questo in un'ottica ovviamente di maggiore collaborazione, piena e ampia collaborazione, così come spirito del pubblico ministero. Laddove, perché mi rendo conto, è utopico, io sto facendo un discorso astratto, è utopico pensare che si ascoltino direttamente migliaia e migliaia di file. Laddove emerga successivamente dal deposito della perizia che quanto è stato letto dal pubblico ministero in aula non è corretto, nulla questio nel richiamare il test e nel leggere al test più correttamente quello che risulta dalle intercettazioni così come periziate e poi versate agli atti. Questo è quello che ritengo, quindi come metodo e come impostazione. Anche perché poi il surrogato di quello che sto dicendo sarebbe venire in aula col file audio e farlo ascoltare direttamente al test, quindi diciamo che il risultato sarebbe esattamente lo stesso rispetto ad una lettura di una... Va bene, sentiamo la difesa, che cosa dice? Signor Presidente, praticamente da quello che ho compreso noi dovremmo fare un atto di fede, no? Di quello che c'è scritto sui brogliacci e soprattutto il Tribunale che deve seguire l'esame dovrebbe fare un atto di fede su quello che la Polizia Giudiziaria ha riportato nel brogliaccio. Siccome per rendere intellegibile la conversazione è necessaria la trascrizione per poterla seguire, per poter fare anche eventualmente le contestazioni, la difesa ritiene che non sia possibile procedere nel modo richiesto dal pubblico ministero. Si possono fare l'esame dei singoli testi sui verbali di sommarie informazioni testimoniali che hanno reso in fase di indagine. Se andiamo sull'intercettazione, che sia una, che siano 10 o che siano 100, dobbiamo aspettare per poter seguire l'esame, ma per poterlo seguire voi ed avere quindi cognizione piena di eventuali contestazioni che potrebbero sorgere nel corso dell'esame, che venga quantomeno depositata la perizia trascrittiva. Se no mi chiedo a che serve aver trascritto le conversazioni, altrimenti conversazione per conversazione in questo processo come negli altri processi
ce li sentiamo tutti quanti in aula, passiamo qui giornate intere a sentirci le conversazioni e poi facciamo gli esami dei testi. Quindi c'è opposizione della difesa a che si possano fare domande ai testi su brogliacci riassuntivi ad opera della Polizia Giudiziaria. Sarebbe anche una contraddizione rispetto alla perizia trascrittiva che ha dei costi che lo Stato affronta per poterli pagare, altrimenti serviva, tanto voleva acquisire i brogliacci. Si acquisivano i brogliacci e si faceva l'esame sui brogliacci. Prego, vorrei capire i brogliacci riassuntivi, non credo che avesse... No, io non sto facendo riferimento ovviamente perché il riassunto di una conversazione è frutto di interpretazioni, io sto facendo riferimento alla lettura di parti testualmente trascritte, non mi permetterei mai di leggere un test. Sono brogliacci riassuntivi. Non mi permetterei mai... Aspetti un attimo. Scusi, siccome sono stato interpellato, No, sono io che non l'ho volevo chiamato in casa, interrompere assolutamente, era solo una doverosa puntualizzazione. No, io sto parlando ovviamente sto parlando di trascrizioni testuali di quanto ascoltato, non sto parlando di brogliacci riassuntivi, dico di più, non sto parlando neanche, per quello che ci riguarda oggi, poi nel futuro vedremo, neanche di conversazioni ambientali. L'esperienza giudiziaria ci dice che la conversazione ambientale ovviamente ha un ascolto più difficoltoso rispetto alla conversazione telefonica e lì il margine di errore è certamente più ampio e possibile. Nella mia esperienza non ho mai riscontrato una perizia che divergesse da quanto poi trascritto dalla Polizia Giudiziaria nelle conversazioni telefoniche, diciamo, questo è un dato esperienziale per quello che può valere, quindi la puntualizzazione, Presidente, era solo in questo senso, certamente. Io rappresento tanto questo, la trascrizione in buona sostanza è stata fatta sempre dalla Polizia Giudiziaria. Allora io, siccome ritengo che come posso dire, l'incolpazione della nostra assistita si fonda quasi esclusivamente su questi elementi, perché il giudice terzo non conosce il contenuto delle deposizioni rese alla Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni, però sono dichiarazioni che nulla riguardano la posizione della Morelli. Mi spiego, tutto quanto si fonda su queste intercettazioni telefoniche. Mi domando per quale motivo bisogna complicarsi la vita e utilizzare un dato che non è un dato che può essere sostanzialmente non allegato a sospetto, perché io avendo discusso anche altri processi in abbreviato, mi sono accorto che viceversa, al contrario di quello che dice il pubblico ministero in perfetta buona fede, ci sono delle difformità importanti tra quanto trascritto dalla polizia e il sonoro che abbiamo sentito. Quindi io volevo rappresentare, ecco perché prodromicamente, prima che iniziasse l'esame, volevo nella massima trasparenza mettere appunto a disposizione questo dato all'attenzione delle signorie vostre perché lo possiate valutare. Il processo d'appello sta parlando di uno stralcio? No, l'abbreviato. Ah, l'appello per Rocco Morelli. Sì, no, ho capito, sulla posizione di quello che è concorrente nel reato, ma noi non lo conosciamo, non possiamo sapere. Scusi, giusto e chiudo. Così poi noi ci spieghiamo. Noi abbiamo posto la questione ora, anche in funzione delle prossime udienze. Io non è detto che poi l'esame oggi verterà anche su questo, è probabile, ma insomma questa poi è una mia scelta nel momento in cui faccio l'esame. Mi sono permesso di porre la questione perché ovviamente è una questione che forse si pone in maniera un po' più concreta, qui parliamoci chiaro, il dato di intercettivo è marginale rispetto alle dichiarazioni che sono state rese, come correttamente afferma il difensore. Ma poi ci sono altri testi dove invece l'attività intercettiva ha anche una refluenza sulle imputazioni e gli interlocutori in quel caso sono gli stessi testi che verranno a deporre, quindi mi permetto di porre oggi la questione come una questione di metodo anche per una futura organizzazione delle udienze assieme al collega Muserò. Allora, il tribunale si ritira. Allora, il Tribunale, sul rilievo formulato dai difensori dell'imputata Morelli in ordine all'utilizzabilità per le contestazioni del contenuto delle conversazioni intercettate e trascritte dalla PG, sentito il pubblico ministero, premesso che la prova è costituita dai file audio delle intercettazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento e quindi nella disponibilità di tutte le parti, costituendo la trascrizione in forma di perizia attività meramente materiali di trasposizione del contenuto della conversazione su supporto cartaceo, come da pacifica giurisprudenza e legittimità, vedi, tra le molte, Cassazione, sezione 6, sentenza 30
3027 del 2010-2015. Ritenuto che in sede di escussione del testimone ciascuna delle parti possa utilizzare ai fini delle contestazioni il contenuto del file audio così come trascritto negli atti di indagine, avendo tutte le parti la concreta possibilità di contestare eventuali difformità tra il contenuto della conversazione così come contestate e il file audio originale, mezzo di prova che fa parte del patrimonio conoscitivo di tutti le parti e del giudice, rispetto al quale ciascuno può attivare tutti gli strumenti previsti in tema di formazione della prova. Rilevato che in caso di contestata difformità tra il contenuto del file audio e il contenuto della trascrizione oggetto di contestazione, si riesaminerà il test in ordine ai punti controversi a seguito del deposito della perizia di trascrizione già disposta e o dell'ascolto dei file originali. Quindi per questi motivi dispone procedersi oltre. Allora, alleghiamo l'ordinanza verbale. Signor Presidente, mi scusi signor Presidente, da numero. Prego. Casamonica Massimiliano, Casamonica Massimiliano, sì. Nato a Roma il 30/11/1977, ha rinunciato a proseguire l'udienza. Va bene, allora ne diamo atto a verbale e disattiviamo il collegamento. Grazie. Ok. Allora, da chi vuole cominciare? Signor Fusco, Presidente, grazie. Grazie. Presidente, mentre entra il test io le chiedo cortesemente l'autorizzazione a rimanere seduto nello svolgimento dell'esame per una migliore mia consultazione. Non c'è problema. Grazie. Eccola, no, questa. Ma il suo collega non la vedo più, l'avvocato Siviero si è allontanato, ne avete dato a verbale? Ne avete dato a momentaneamente lo sostituisco io. Ok, no, se non è qui, però se non c'è, se conto che sia andato. Eccolo. Non faccia la sostituzione, lo vedo che sta rientrando. Ok. Allora, buongiorno signor Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo avere lì davanti a lei una formula con cui si impegna a dire la verità, una formula di giuramento. Consapevole della responsabilità? Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione e mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, le sue generalità, come si chiama? Fabio Fusco, Nato dove e quando? Roma, 26 marzo 82. Prego, pubblico ministero. Roma? Residente a San Cesario, No. nato a Roma. Nato a Roma. Ok, prego, pubblico ministero. Sì, grazie Presidente, buongiorno signor Fusco. Senta, preliminarmente le volevo chiedere, lei che attività lavorativa svolge e soprattutto che attività svolgeva nel 2014? Meccanico. Lei fa il meccanico? Sì. Nel 2014? Meccanico. Svolgeva la stessa attività? Sì. Nel 2014 lei dove e come svolgeva questa attività di meccanico? Lavoravo in via dell'Acqua Vergine a Roma, in un'officina meccanica e Sì. ero socio di altri 2 ragazzi. Era socio di chi? Di Giuseppe Parlato e Paolo era straniero e non me lo ricordo il cognome. Straniero di che provenienza? Polonia mi pare. Come? Polacco. Polacco. Ha detto aveva questa officina in via dell'Acqua Vergine, ha detto socio. Socio intendiamo di una società o? Allora, della società solo con Giuseppe Parlato. Sì. Come si chiamava questa società? Come si chiama? Nuova Car Service. Nuova Car Service. E chi era socio di questa società? Io e Giuseppe Parlato. Quindi l'altro non figurava nella società. Quando vi stabilite, diciamo, questa società quando è stata formata, se lo ricorda? Allora è stata formata un po' prima, credo nel 2010 forse. E vi stabilite lì a via dell'Acqua Vergine quando? Allora noi abbiamo fatto la società prima perché già lavoravamo insieme. Là come operai e chi aveva... Mi perdoni, non ho compreso, lavoravate insieme? Come operai. Come operai, ok.
e chi aveva l'officina aveva deciso che a breve l'avrebbe venduta, quindi noi ci eravamo organizzati per lavorare lì insieme. Poi che è successo? Che hanno allungato i tempi, io sono andato via, sono andato a lavorare da un'altra parte, e quando Giuseppe con questo Paolo... Giuseppe il cognome dovrebbe dire. Sì. Parlato con questo Paolo, che non ricordo il cognome, hanno assorbito questa officina, hanno preso in gestione loro questa officina, mi hanno chiamato perché, visto che già era pronta sta società, se volevo tornare a lavorare là con loro come socio. Ok, e questo avviene? Io l'ho chiesto del 2014, in che periodo del 2014? Guarda, io sono entrato là il giorno del compleanno mio, che questo mi ricordo, 26 marzo. 26 marzo, perfetto. E lei svolge... Come si chiamava questa società, se lo ricorda? La società che aveva comparlato? Nuova Car Service. L'aveva detto, perdoni, sì. Non mi era sfuggito. Lei rimane in questa località fino a quando? Cioè, fa questo lavoro di meccanico in via dell'Acqua Vergine fino a quando? Credo fino al 2016. Adesso poi sulle date magari ci arriveremo piano piano. Bene. Quindi c'è un periodo in cui comunque lei va via da questo posto, da quel via dell'Acqua Vergine. Punto, sì. E va via per quale motivo? Perché i rapporti non erano buoni, c'era qualche problema. E questi problemi erano dovuti a quali ragioni? Che Giuseppe parlava debiti, cose che non... Ok, allora io le spiego un attimo una cosa. Io so quello che lei deve riferire, anche gli altri, i difensori sanno, il Tribunale non sa nulla, quindi dobbiamo spiegare al Tribunale come se lei fosse la prima volta che racconta queste vicende, d'accordo? Altrimenti il Tribunale poi non capisce di che cosa stiamo parlando. Questo, insomma, per farle capire, perché so che chi non è avvezzo a fare testimonianze in Tribunale non lo comprende, quindi non si stupisca se io le faccio ripetere cose che lei ha già detto, perché lo dobbiamo fare per il Tribunale. Mi scusi Presidente, se mi sono permesso, l'avrei detto io, se mi sono permesso, mi rendo conto che i testimoni danno per scontato, esattamente. Noi non conosciamo nulla delle sue precedenti Ok, allora lei ha detto c'erano questi problemi perché Parlato aveva debiti. Sì. Aveva debiti con chi innanzitutto e di che natura? Guarda, io la natura dei suoi debiti non sono mai venuto a conoscenza, proprio il motivo perché doveva questi soldi. Proprio non lo so, se proprio devo dirti il motivo non lo so. Sì. E so che li doveva a Rocco Casamonica. Li doveva a Rocco Casamonica. Sì. Lei si accorge di questi rapporti quando? Durante, mano a mano, nel passare del tempo. Mentre stavate lì a lavorare? Sì. E perché se ne accorge? Cioè in che maniera riesce a accorgere? Perché gli servivano i soldi, poi vedevo che c'aveva rapporti con lui. Con lui chi? Deve sempre dire il nome. Con Rocco Casamonica. C'aveva rapporti, quindi ho visto che comunque sono riuscito a capire che c'era qualcosa in più, tutto lì. E ho deciso di andare via. Ok, e ha chiesto spiegazioni quando lei si è cominciata a rendere conto di questa situazione? No, ha parlato? No. Lei di che cosa ha saputo di questo rapporto di debito? Cioè innanzitutto di quanto stiamo parlando? Che so io 75.000 euro. Allora, io voglio sapere da lei se lei sa quanto era stato chiesto in prestito. Sì. E poi, se lo sa, quale somma doveva essere restituita? Opposizione in questi termini. Perché? Perché ha detto, appunto, ha già risposto, ha detto che doveva dei soldi, 75.000 euro a Rocco Casamonica. È una precisazione, la domanda è ammessa, può procedere. Non ho capito. Allora, lei mi ha chiesto se sapevo quanto gli doveva dare. Sì, posso sommare io la domanda, per questa gliel'ho specificato. Io ho quanto doveva dare, non quanto ha chiesto Giuseppe. Esattamente, allora distinguiamo i due piani. Il primo, se lei sa quanto Giuseppe Parlato aveva chiesto di prestito. Ok, credo 25. Allora, io queste cifre le so perché me le hanno riferite. Chi gliele ha riferite? Me le hanno riferite altri, con Paolo, quest'altro che stavamo in società, con Giuseppe non c'è mai stata una cosa proprio molto chiara.
Ma non è stato mai molto chiaro su sta cosa, capisci? Quindi quello che so lo so perché comunque magari parlava con Paolo, parlava con qualcuno e si sapevano un po' di cose. Ok, quindi questa è la sua fonte delle conoscenze. Okay. Tornando alla domanda, quanto, per quello che le è stato detto, per quello che le è stato riferito, era stato chiesto di prestito? 25 e 75 da restituire. Prendiamo 25.000 euro. Nel senso? Sì. 25.000 euro e di restituzione 75.000. Signor Presidente, mi scusi la Cosenza l'interruzione. Sì, prego. L'imputato Casamonica Pasquale ha inteso rinunciare al proseguo dell'udienza, per informarla. Va bene, grazie. Allora disattiviamo il collegamento, grazie. Sì, c'è dato l'altra sala, la C3, c'è Casamonica Giovannina. Non ho capito. Ne avete un altro, perfetto. Grazie. Allora io le ho chiesto se le era stato spiegato anche il motivo per il quale Parlato aveva chiesto questi soldi. Non lo so. E non ho ancora compreso se lei di questa cosa comunque con Giuseppe Parlato, perdoni la ripetizione, ne aveva parlato, discusso oppure no? Allora, non è che ne ho proprio discusso. Quando ho visto che gli servivano dei soldi, in determinati casi, che ne so, vedevo che in banca mancavano 5.000 euro, uno chiede, se sta in società chiedi perché mancano. Però, come ti ripeto, è sempre stata molto vago, capito? Quello che so, come le cifre e cose varie, che ne ho parlato con Paolo, che magari con lui, con Paolo, ci parlava di più che con me. Ma questi importi sono gli unici importi di cui lei ha saputo o ne ha saputi anche in maniera diversa, diciamo? Sono gli unici importi che io so su di loro. E allora lei ricorda che è stato sentito dai carabinieri per questa vicenda. Nel verbale che lei rende il 2 agosto del 2018 lei dice questo: inizialmente quando mi sono accorto Giuseppe mi ha detto che aveva preso un prestito di 25.000 euro e fin qua nessun problema da Casamonica Rocco per rilevare le attrezzature meccaniche dell'officina dai vecchi gestori. Cioè, diciamo, lei riferisce in questo verbale che... sì, però non è che ne so, sempre perché me l'hanno detto altri. No, ma infatti noi vogliamo sapere le conoscenze, poi lei ci precisa da come l'ha saputo, eccetera. Okay. Ma questa circostanza è vera, la conferma? È vera, però non credo che sia tutto l'importo andato lì, credo io. Questo è quello che le viene riferito, il resto è una sua deduzione, diciamo. Lei dice, accordandosi di restituirne 40.000. Poi, più oltre, lei dice, sta di fatto che dopo qualche mese, Parlato Giuseppe mi ha detto che il prestito iniziale non era di 25.000, bensì di 40.000 e che non doveva restituire a Rocco 40.000, ma ben 60.000 euro. Cioè, per farle capire, lei dice, io ho parlato, prima mi dice che per rilevare le attrezzature meccaniche aveva chiesto 25.000 euro e gli erano stati chiesti indietro 40, poi dopo mi dà cifre diverse e mi dice gliene ho chiesti 40 e gliene devo ridare 60.000. È così? Okay, è così. Non mi ricordo molto bene, però lì era passato meno tempo, adesso è passato un po' più tempo. Va bene, ma infatti no, non c'è problema, questa lettura serve per, come dire, in aiuto alla memoria, per farle capire se quello che è stato dichiarato poi corrisponde a quello che lei effettivamente sa. Ma lei sapeva no, domanda che le voglio fare prima è, questo Casamonica Rocco in quel periodo, lei lo vedeva in officina? Sì. Quindi veniva? C'avevano rapporti, sì. E quando veniva in officina parlava con chi? Con Giuseppe. Con Giuseppe. Parlato? Sì, parlato. E veniva lì a fare cosa? Se lo ha capito, se lo ha visto, se glielo hanno detto? Non lo so, anche solo per parlare. Non c'è motivi che io ho notato particolari. Ha mai assistito a consegne di soldi? Perché sempre in questo verbale lei diceva, in particolare spesso veniva a Casamonica Rocco per prelevare dei soldi da Parlato Giuseppe. Queste sono cose che... Sì, però io penso che veniva anche per quello, no? Però non l'ho visto materialmente, anche quando ha ritirato i soldi in banca che ti dicevo prima, non è che ho visto materialmente poi che ci ha fatto. Ho capito.
E lei sapeva che tipo, se e che tipo di rapporti, cioè come mai Parlato Giuseppe si fosse rivolto a Casa Monica Rocco per chiedere questo prestito? No, io so soltanto che loro abitavano, Giuseppe abitava in zona romanina e sono cresciuti lì, conosce tutti, non ho mai saputo motivi particolari. Presidente, chiedo scusa, ma la pertinenza delle domande rispetto all'imputazione ascritta alla nostra assistita, visto che pacificamente non riguarda questa vicenda. Ma è in concorso? Morelli Rocco e Giuseppe Morelli. No, allora, se posso spiegare, sono due. Il pubblico ministero voleva fare, voleva spiegare come il contesto, l'antefatto, però mi sembra che andando troppo oltre poi si perda la pertinenza rispetto all'imputazione. Le domande non mi sembrano pertinenti rispetto al tema. Al momento, posso spiegare, Presidente, se posso contribuire. Innanzitutto i rapporti che poi rilevano per il capo di imputazione, che è III, se non ricordo male, ovviamente hanno una genesi GGG e III. GGG per il GGG, però III è cronologicamente anteriore, sia pur posteriore in rubrica, e sono rapporti che originano da quanto ci sta dicendo, punto primo. Punto secondo, noi siamo in un processo in cui stiamo discutendo anche di imputazioni di 416 bis, nonché di reati che il pubblico ministero ritiene ovviamente reati fini dell'associazione, aggravati ex articolo 400 bis.1 sub agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa e sub metodo mafioso. Quindi ovviamente ciascun test verrà a riferire, mi rendo conto che sono capi di imputazione che sono stati già oggetto di giudizio abbreviato, ma ovviamente la deposizione di ciascun test serve anche al fine, nell'ottica del pubblico ministero, di dimostrare il contesto associativo e le aggravanti che di conseguenza ne derivano. Questo è il senso delle domande del pubblico ministero. Proseguire. Mi scusi da Cosenza di nuovo l'interruzione. L'imputata Casamonica Giovannina dell'80 intende rinunciare al proseguo dell'udienza. Grazie. Grazie. Dobbiamo darne atto a verbale e disattiviamo il collegamento. Prego, il pubblico ministero. Grazie. Al di là delle somme, le aveva parlato anche più nel dettaglio, aveva saputo da Parlato, da Paolo o da altri, eventualmente ci dirà chi, da Cosenza, quali erano i tempi e le modalità di restituzione di questo prestito? No. Prima di chiedere questo prestito il Parlato si era consultato con lei o con il suo altro socio? Io ho detto, io lavoravo da un'altra parte, mi hanno chiamato che già avevano fatto tutto. Quindi lei non sapeva nulla? No. E il suo socio? L'altro socio, quello di fatto, Paolo? Sì, credo di sì. Credo che lo sapesse. Crede che lo sapesse. Sì, lo crede da cosa? È perché loro hanno mantenuto i rapporti. Nel io tempo. sono andato via e non è che se sentivamo, se vedevamo, parlavamo, capito? Invece loro hanno continuato a lavorare insieme, quindi magari. Però scusate, giusto per farlo puntualizzare, una sua deduzione che lo sapesse? Stavo facendo la domanda successiva, era questa, cioè per quello che lei ha saputo direttamente da Paolo o da altri, Paolo lo presume, però non ha una certezza. Certo, non posso avere cioè una sua deduzione sul fatto che i rapporti siano, ma Paolo non gliel'ha mai confermato? No, questo voglio sapere. Sicuramente ha saputo prima di me perché per raccontarmelo lui. Certo. Però non sa se era stato un prestito chiesto in accordo tra i due? No, questo non lo so. Quindi riprendendo la domanda che le avevo fatto originariamente, questo è il motivo che poi la spinge, se non ho capito male, a andare via, a uscire dalla società? Sì. E dopo lei dove va? Cioè che attività lavorativa svolge e dove? Continuo a fare il meccanico e vado a Cinecittà. Dove, se lo ricorda? In via Bruno Pelizzi. Via Bruno Pelizzi, che è zona Cinecittà quella? Sì. Sui tempi, lei prima ha parlato del 2016, riusciamo a contestualizzarlo in qualche maniera quando lei decide di uscire da questa società?
e va là via Bruno Pelizzi? C'è un qualche evento nella sua memoria? Prima ha fatto riferimento al suo compleanno. Guarda, io mi ricordo che era settembre, l'anno non so convinto, sull'anno non so convinto. Ricorda però che era il mese di settembre. Il mese era settembre, sicuro. E lo ricorda così con certezza? C'è un dato oggettivo oppure proprio perché c'ha questo ricordo? Sì, perché ritornati dalle ferie e cavoli vari mi ricordo che il periodo era i primi di settembre. E lei, senta, sempre dallo stesso verbale, lei effettivamente dichiara che era rimasto in quella officina di Via dell'Acqua Vergine fino a settembre del 2015. Sì, credo che... Lo conferma questo dato? Ok. E lei poi rimane in questa ulteriore officina, diciamo, in questa ulteriore attività di Via Bruno Pelizzi fino a quando? Fino a agosto. Agosto? Settembre-agosto, quindi era 15, agosto 16. Fino a agosto del 2016. In questo arco di tempo, settembre 2015, agosto 2016, succede qualcosa in riferimento alla vecchia situazione, diciamo, che lei aveva constatato lì a Via dell'Acqua Vergine? Sì. Che cosa? Che a dicembre... Perdoni, sempre l'anno, capisco che a dicembre è 15, implicito perché ho detto settembre 15, 16, dicembre 2015. 2015. Rocco Casamonica mi chiede una parte di questi soldi perché, visto che ero socio di Giuseppe, lui comunque le cose in officina erano andate male anche per colpa mia, ha diviso questa cosa in 3: 25 io, 25 Giuseppe Parlato e 25 Paolo. Quindi andiamo con ordine. Questa cosa ha detto succede a dicembre 2015. Sì. Dove? Dove? Dice Casamonica, Rocco mi ha chiesto questo episodio dove succede? Ci siamo visti sulla Tuscolana. Sulla Tuscolana? Sì, a un bar. E come vi siete dati appuntamento? Hanno telefonato. Perché parla al plurale? Perché erano in 2. Quindi a questo appuntamento sulla Tuscolana, in un bar, se capisco bene, si presenta chi? Rocco e Vincenzo, non so il cognome. C'ha un soprannome questo Vincenzo? Nunu. Come? Nunu. Come? Non abbiamo capito. Nunu. Lulu? Nunu. Ah, Nunu. Chi è che parla? Entrambi. Entrambi. Può ripetere per bene il discorso che le hanno fatto? Il discorso è stato che, visto che eravamo 3 soci, andava diviso per 3. 25, andava 20, diviso che cosa? Il debito che aveva Giuseppe. Perché eravamo soci, le cose erano andate male, lui non aveva i soldi, andava diviso in 3. 25 io, 25 Giuseppe, 25 Paolo. Ok, quindi a lei le hanno chiesto? 25.000 euro. In che maniera gliel'hanno chiesto? Il tenore della discussione com'è stato? Normale, diciamo. Ha ricevuto un qualche tipo di minaccia? No. Il suo stato d'animo durante quell'incontro com'è stato? E poi gli chiedo sulla base di quale dato oggettivo, però prima mi dice... dato oggettivo, non è che deve dare, a parte che è se stesso, quindi non è una valutazione. Ha risposto dicendo che la conversazione è stata normale, che non c'è stata nessuna minaccia, il resto è una valutazione. Ma non è una valutazione, è la percezione soggettiva di quell'evento, non è una valutazione. Può rispondere su questo. Potrebbe essere stata una richiesta normale, ma lui aver avuto una reazione di tipo diverso, ce lo dirà lui, non lo possiamo sapere. Prego. Che devo rispondere? Il suo stato devo d'animo... rispondere, scusa. No, non si preoccupi, non c'è problema. Il suo stato d'animo durante quell'incontro qual è stato? Che già mi sentivo 25.000 euro di meno, quindi non lo so, il stato d'animo che si intende? Paura o... se ha avuto paura, se è rimasto tranquillo, se... No, paura no. Paura no, l'unica cosa è che ne volevo parlare con Giuseppe, chiaramente. E questo ci arriviamo. È la prima cosa che pensi, no? Te mette in mezzo a una cosa che tu non c'entri niente e vuoi parlare con lui. Ma lei gliel'ha spiegato a Casamonica Rocco e a quest'altro Vincenzo, dice, perché mi chiedete i soldi? Certo, però
se per loro, se le cose in quell'officina non erano andate come dovevano andare e lui non aveva questi soldi da restituire, era anche per colpa mia. Quindi le imputavano anche a lei la mancata restituzione dei soldi? Certo, perché quando si sta in società, se sbaglia uno, sbagliano tutti. Senta, sempre dallo stesso verbale, lei dice questo, più precisamente i due. Sì. Lei il cognome ha detto di questo Vincenzo non No, lo non me sa, lo ricordo. non se lo ricorda o non ha mai saputo? No, forse l'ho sentito, però non mi viene. Perché lei dice nel dicembre 2015, quando ero nella mia nuova officina, si sono presentati Casamonica Rocco ed un altro zingaro a nome Spinelli Vincenzo, detto Nunù. Ok. È Spinelli, se lo ricorda, lo conferma? Sì. Più oltre, lei dice, più precisamente 2 Casamonica mi hanno detto che il debito era di 75.000 euro e che io dovevo pagare loro la mia parte, cioè 25.000 euro. Faccia attenzione, questa è la parte che le voglio leggere a contestazione. Minacciandomi che in caso contrario sarebbero venuti a casa mia dalla mia compagna e da mio figlio. No. No. Io le mostro il verbale per capire se... Ha fatto la contestazione. Posso mostrargli il verbale perché è Stiamo stato... conducendo un esame nell'assoluta normalità. Voglio mostrargli il verbale per vedere... Allora, avvocato, scusi. Allora, lei ha fatto la sua... E l'ha fatta, l'ha già sta facendo, Ha fatto il Ministero una contestazione assumendo appunto il tenore letterale del contenuto dell'atto, ha risposto in un certo modo. Non può mostrare l'atto. No, voglio mostrare l'atto per vedere se riconosce la sua firma in calce, perché mi serve per fare un'altra domanda. Certamente non voglio che legga il verbale, voglio mostrargli il verbale per vedere se riconosce la sua firma in calce. Riconosce la firma. Posso, sì, Presidente? Sono autorizzato? Sì, può... È il verbale, ci sono le mie sottolineature, ma mi serve solo per mostrare, per vedere le firme in calce. Siccome c'è una difformità per quello che il test dichiara oggi e la contestazione, dobbiamo capire la ragione, non sulla firma, la difformità sul contenuto. Avvocato, ma scusi, però una volta che ha detto che è ammissibile, non è che dobbiamo ritornare sempre sullo stesso punto. Ma io forse sono troppo gentile che converso con lei, ma il senso era però concluso, no? Allora, quindi come vede questo è un verbale che lei rende davanti ai carabinieri e che lei sottoscrive. Sì, ma forse io ho detto un'altra cosa, non è quella. Non lo so, io dica Perché lei io che posso cosa... aver detto che ho deciso di pagare per tutelare la mia famiglia, non che ho ricevuto minacce. Beh, sono due cose però, signor Fusco, molto Ma diverse. quando nomini un bambino a quell'età, aveva 2 anni e una moglie, non è che te puoi scordare se hai detto una cosa del genere o no. Quindi vuol dire che qualcuno però l'ha nominati nel corso della conversazione in cui Io sono posso stati averli... richiesti i soldi, vuol dire che sono stati nominati, se no, giusto? Sì, però E allora come andate esattamente? secondo me alla domanda... No, perché secondo me lei esattamente, diciamo... Io non ho subito minacce nei confronti della mia famiglia o nei confronti mia, anche perché ho deciso subito di pagare, chi mi deve minacciare. Quindi non hanno evocato in alcun modo il nome suo, di sua moglie, di sua No, figlia? no. E quindi quella Perché? dichiarazione... Perché secondo me, a me quando mi hanno interrogato i carabinieri mi hanno chiesto perché ha deciso di pagare. Per questi motivi, per non avere problemi, no? Però il tenore della conversazione, diciamo della dichiarazione che lei ha sottoscritto davanti a dei pubblici ufficiali, perdoni, altrimenti non viene la registrazione, siccome è tutto registrato solo per questo. Non vi accavallate con le voci. E può chiedere se ha ricevuto pressione. No, scusi, avvocato, c'è un controesame. Adesso però, Se ha quando ricevuto farai... no, visto che abbiamo parlato di stato d'animo, qual era lo stato d'animo suo durante queste dichiarazioni? Lo farà la domanda dopo, in sede di controesame farà le sue domande. E ripeto, questo è un verbale che lei rende davanti a dei carabinieri che sono dei pubblici ufficiali in quel momento e che hanno un obbligo di legge di verbalizzare fedelmente quello che lei dichiara, e lei lo sottoscrive, fatto, letto, confermato e sottoscritto, ore 19:30 del 2 agosto del 2018, in cui lei non dice io ho acconsentito a questa versione, dice una cosa ben precisa, minacciandomi che in caso contrario sarebbero venuti a casa dalla mia compagna e da mio figlio.
Non posso confermare che ho detto queste parole. Posso chiederle perché allora lei si determina a accettare subito per tutelare, come ha detto lei, sua moglie e sua figlia, visto che nessuno li aveva menzionati, nessuno ne aveva fatto cenno, non era stato minacciato in alcuna maniera? Perché io penso che quando c'è un problema è meglio risolverlo, ho deciso di pagare, risolvere il problema. Sì, però è una cosa ben precisa quello che lei dice, io ho deciso di pagare per tutelare mia moglie e mia figlia. Se lei non è stato minacciato in alcuna maniera, perché lei si determina ad accettare per tutelare sua moglie e sua figlia, che è una cosa ben precisa, capisce? Sì. Lei ha detto, non ho accettato perché me li volevo togliere di torno o altri, per tutelare mia moglie e mia figlia. Allora la domanda che io le faccio, ha maggior ragione, la domanda che io le faccio, ed è legittima rispetto a quello che lei risponde, perché, visto che nessuno l'ha minacciata, lei accetta per tutelare la sua famiglia? Non so che risponde. Avvocato. Il Tribunale terrà conto delle sue dichiarazioni e il fatto che il test ha l'obbligo di dire la verità, come lei ben sa. Sì, infatti, se possiamo ammonirlo, Presidente, perché... Lo ammonisce il Tribunale, lei ha l'obbligo di dire la verità. Quindi... Io ho detto la verità, adesso ho detto la verità, anche lì ho detto la verità, è stato trascritto male. È stato proprio trascritto in modo diverso, allora ci dica esattamente la sfumatura diversa che magari è stata colta in modo difforme dal suo pensiero. Allora, sul verbale che legge dice che io sono stato minacciato e la mia famiglia è stata minacciata. Lo dice lei in quel verbale, no? In quel verbale lo dico io, però non l'ho detto. Secondo me è stato trascritto così, però c'è qualcosa che non mi quadra. Cioè io quel verbale non l'ho letto. Perdoni, signor Fusco, io voglio che risponda alla mia domanda perché lei non può dire non so che rispondere. Allora, se lei dice... guardi, non c'è un discorso di polemica. Perché altrimenti non riusciamo a registrare le dichiarazioni. Se lei dice io ho accettato subito per tutelare la mia famiglia, quindi mia moglie e mio figlio piccolo di 2 anni, perché lei rende queste dichiarazioni posto che non c'è stata in quell'occasione alcun tipo di minaccia? Perché la minaccia non c'è stata, però conosco la famiglia, ho preferito pagare. Che vuol dire conosco la famiglia? Quale famiglia conosce? La famiglia Casamonica. E che significa conosco la famiglia? Cioè che si dice? Non so dove vuoi arrivare. No, io faccio delle domande, perdoni. Lei è una persona semplice, io non l'ho richiamata, sta dando sempre del tuo al pubblico ministero, ma va bene, non magari ha un modo semplice di parlare, però insomma, manteniamo sempre i ruoli. No, lei qui come testimone, quello è il pubblico ministero, quindi si rivolga con ok, però più di quello che... Le sta facendo delle contestazioni, no? La sta un po' incalzando rispetto alle sue dichiarazioni. Che significa? Deve dare una spiegazione. Perdoni. Posso? Prego. Che significa conosco la famiglia Casamonica? Deve dare una spiegazione rispetto a questo concetto. So quello che si dice, che cosa conosce e che cosa sa che si dice. Non so rispondere. Scusi, è una cosa che dice lei, è un'affermazione che fa lei. Io le chiedo spiegazioni rispetto a un'affermazione che fa lei. E che lei lega al fatto di aver tutelato sua moglie e sua figlia e sua moglie e suo figlio acconsentendo a quella richiesta. Quindi la spiegazione qual è? Conosce la famiglia Casamonica, sa che cosa si dice. Conosce che cosa rispetto alla famiglia Casamonica e cosa si dice sulla famiglia Casamonica. Io credo che sto qui per raccontare la mia storia. Non devo dare un giudizio sugli altri o quello che posso pensare sugli altri. Io non sto chiedendo un giudizio, infatti, le sto chiedendo le sue conoscenze. Lei ha detto io conosco cosa si dice e cos'è la famiglia Casamonica. E ci dica che cosa conosce e che cosa sa. Io ti dico che ho deciso di dargli i soldi.
magari mi sentivo in colpa, magari ho parlato con Giuseppe mi ha ridato 9.000 euro di questi soldi. Scusi, signor Fusco, però io non è che posso... dobbiamo andare a trovare nel numero delle spiegazioni possibili una che può adattarsi. Lei ci deve raccontare quello che è successo veramente. Lei è un testimone, io lo sto dicendo. No, da come ci risponde ora ci sta dicendo posso dire una qualunque cosa. No, non ho lei detto, io ti posso raccontare. Lei ha ricevuto delle richieste e lei ha compiuto poi degli atti conseguenziali. Ok. Quindi le sta semplicemente chiedendo il pubblico ministero le ragioni per le quali lei si è determinato a pagare. Perché mi sono consultato con mio padre. Ma avvocato, sto facendo io la domanda e lei non mi può togliere la parola, è chiaro, mi sta togliendo la parola. Il tribunale deve garantire la genuinità della deposizione, non è che un test viene qua e dice qualunque cosa, è chiaro? No, lei mi sta parlando sopra quando io stavo facendo una domanda al test e non le è consentito. Non le è consentito. Non è così. Non le è consentito, avvocato. Non è così. Lei non è così. Lei mi ha parlato sopra insieme anche alla sua collega dietro. No, avvocato, non può parlare perché adesso sto facendo io delle domande. Perfetto, adesso si segga in un altro momento. E già c'è la registrazione. Posso dire quello che vuole restare a verbale? Lei vuole parlare quando io le ho detto che in questo momento sto parlando io. Devo fare una dichiarazione verbale. Dopo parlerà. Allora, adesso mi ha interrotto quando io stavo cercando nel mio dovere di Presidente del Collegio di richiamare il test alla genuinità delle sue deposizioni. Io non sto facendo niente che non è il mio dovere, devo richiamare il test alla correttezza e non significa contestare il Presidente in questo modo. Sì, lei mi sta contestando, avvocato. Avvocato, e allora se lei si siede possiamo andare avanti, ce lo consente? Io non devo consentire nulla. No, e allora se io sto parlando, lei non mi può parlare sopra, ok? Dicendo che non devo fare la domanda, sostanzialmente questo era il senso. Praticamente questo era il senso. Ma se... Quando gli darò la parola me lo dirà, ok? Allora, possiamo proseguire? Lei chiaramente è consapevole che è qua come testimone, io non glielo voglio ricordare più, d'accordo? Sì. Perfetto. Le torno a fare la domanda, signor Fusco, perché mi sembra, poi il Presidente mi dirà se è così o meno, che lei non ha risposto. Lei poc'anzi ha detto, rispondendo alla mia sollecitazione, perché conosco la famiglia Casamonica e so che cosa si dice. Allora io non le sto chiedendo giudizio, le sto chiedendo di specificare la sua conoscenza sulla famiglia Casamonica e su cosa si dice della famiglia Casamonica. Non è una cosa difficile, eh? L'ha detta lei. Stiamo chiedendo quello che lei appena ora ha detto. No, non lo so. Scusi, lei ha paura oggi? No. Però non sto capendo la domanda, cioè non capisco perché tu mi chiedi una cosa che non c'entra niente con quello che è successo a me, capito? Tu mi hai chiesto perché hai deciso di dargli i soldi, ti posso rispondere a questa domanda? Per tutelare mia moglie e mio figlio. Okay. E io le ho domandato, ma se nessuno ha fatto, l'ha minacciata, se nessuno ha fatto riferimento a sua moglie e suo figlio, lei perché risponde e si determina ad accettare questa proposta per tutelare sua moglie e suo figlio? La risposta conseguente è stata perché so che cosa si dice della famiglia Casamonica, so chi è la famiglia Casamonica, so cosa si dice della famiglia Casamonica. Quindi la spiegazione che lei deve dare è che cosa sa della famiglia Casamonica e che cosa si dice della famiglia Casamonica. È semplice, non è... Posso non rispondere a questa domanda? No, non lo so. può non rispondere, commette un reato se non risponde. Ok. Non si può rifiutare di rispondere. E anche se dice il falso, ma questo già gliel'ho ricordato, che si commette un reato, anche perché lo sanno pure i muri, no? Che in un processo... Sì, ma io non sto dicendo il falso, io sto dicendo la verità. Però non può anche rifiutarsi di rispondere, perché anche quello configura un reato, perché il suo è un dovere civico, quello di venire qui e di raccontare e di rispondere alle domande di tutte le parti che le verranno, ma sempre secondo verità. Che so quello che sanno tutti, che è un'organizzazione che sta su Roma, che stanno per strada, che comunque non è che c'è di fronte un
un avvocato o un ragioniere quando ci stai a parlare. Se vengono a chiederti di soldi che Giuseppe Parlato gli doveva e non gli ha dato, ho pensato giusto darglieli e magari recuperarli da Giuseppe Parlato, che era la vera persona che glieli doveva dare. Tutto qui, io non so che dire. Cioè, io se vuoi che ti racconto quello che a me è successo, io ti racconto tutto per filo e per segno, ma se mi chiedi di dare giudizi su delle persone non riesco a capire che devo rispondere. È lei che ha dato un giudizio per spiegare il suo Ma io posso, allora io le ho detto che non ho subito minacce e ho pensato che fosse giusto per tutelare me e la mia famiglia. Può essere pure che era un pensiero sbagliato, perché io non sono arrivato al punto di farmi minacciare. A me a gennaio ci siamo messi d'accordo e ho cominciato a pagare, quindi che ne so. In quell'occasione lei si è impaurito per l'atteggiamento che avevano Rocco Casamonica e Spinelli Vincenzo? No, Rocco Casamonica no, Spinelli era un po' più esuberante, però niente di che. Che vuol dire un po' più esuberante? Come ti posso dire, bello sicuro di sé. Cioè era deciso? Deciso, diciamo. Ma lei si è impaurito? Impaurito, non lo so. Non lo so, me lo deve dire lei, c'era lei, io purtroppo non c'ero, quindi... No, paura... No? No. Ok, sempre lo stesso verbale, 2 agosto del 2018, lei dice: devo essere sincero, Nunù mi ha fatto paura perché si è manifestato con lo sguardo cattivo. Va bene, sì. Sì o no? Sì. E perché quando io le chiedo se lei ha avuto paura prima mi dice di no, poi le leggo le dichiarazioni e mi dice che invece è così? Sono passati anni, per me questa è una storia che doveva essere chiusa, mi è stata a far rivivere una cosa che per me doveva essere cancellata. Non posso ricordare tutto per filo e per segno. Te l'ho detto che l'ho visto più, l'ho confermato anche adesso, che a lui l'ho visto più sicuro di sé. Mo che là ho detto in maniera diversa, però... E doveva essere cancellata questa storia perché? Perché? Perché 25.000 euro sono 25.000 euro, non tornano mica indietro. Altra cosa, lei ha detto che accetta subito in quel momento? Diciamo di sì. Che vuol dire diciamo di sì? A che punto siamo lì? Al secondo incontro? No, siamo all'incontro in cui le chiedono di restituire questi 25.000 euro come quota parte del debito di Parlato. Lei accetta subito o si riserva di dare una risposta? Mi riservo. E che cosa fa lei a quel punto? Parlo con Giuseppe. Sì. Parlo con Giuseppe di questa cosa che è successa e... Che cosa gli dice? Dove vi vedete, se se lo ricorda, che cosa gli dice? Mi sa lì a Via dell'Acqua Vergine, al bar là all'angolo, sempre lì sulla strada dell'officina, diciamo, di Via dell'Acqua Vergine. E chi c'è presente a questo incontro? Se se lo ricorda? Giuseppe e Paolo, credo. E che cosa dice loro? Gli dico che mi hanno chiamato e mi hanno chiesto la parte, e se era così stavano chiamando anche Paolo per chiedere la parte a lui e tutto quanto. Perché come era stato riferito a me, era una parte a me, una parte a Giuseppe e una parte a Paolo, quindi doveva essere a conoscenza anche Paolo. E quindi? Che cosa le dicono? E come si chiude sto incontro? Che erano stati chiesti anche a Paolo, mi hanno confermato che era così. E quindi? E Parlato che cosa le dice o che cosa si propone di fare? Si propone di fare qualcosa? Parlato mi restituisce 9.000 euro in cambiali. Lo deve spiegare bene questa cosa al tribunale, che significa? È successo in quel momento, perché sennò non lo so se è successo in quel momento. Okay. Lei riferisca le cose per come sono andate e poi le contestualizziamo. Lei ha questo incontro in cui dice: mi sono venuti a cercare, e vuole sapere se hanno chiesto i soldi anche agli altri, giusto? Sì. Gli altri le rispondono che era così, e quindi che cosa succede in quel momento? Che io ho chiesto a Giuseppe come si poteva fare, che sto debito non era il mio, comunque.
e lui mi propone 9 cambiali da 1.000 euro, 9.000 euro, lui poteva ridarmi. E mi ha dato queste cambiali. Sì. Per un totale di 9.000 euro. Cambiali che erano a scadenza, se lo ricorda? Ancora devono scadere, so una l'anno, è una cosa lunga. Quindi sono 9 cambiali da 1.000 euro? Sì. Firmate da lui? Sì. E di queste cambiali lei che ne fa? Le ha incassate, non le ha E incassate? quelle che sono passate le ho incassate. Quindi ne ha incassate quante? Più o meno, se lo ricorda. Credo 2 o 3. 2 o 3. Ha avuto più contatti o rapporti dopo questa vicenda con Parlato? No, assolutamente. No. E con l'altro suo socio, con questo Paolo? Sparito. Ma sa se poi questo Paolo abbia pagato o non abbia pagato? Fino a che c'è stato forse sì. Questo lo sai? Perché dopo pochi mesi è andato via, non so. Forse dicono in Inghilterra. Ma questo fatto che lui avesse pagato per un po' e poi se n'era andato via, lei come lo sa? Me l'hanno riferito, chi non mi ricordo di preciso, però so che qualche rata l'ha pagata, poi se n'è andato e sparito. Perché gliel'ha detta altra gente o Paolo? Mi perdoni, non ho capito. Altra gente, ma neanche mi ricordo chi di preciso. E perché se ne sia andato, lei lo sa? No. Perché lei in questo verbale utilizza, poi non so, un verbo, dice poi se n'è scappato in Polonia e non l'ho più visto né sentito. Sì, perché all'improvviso se n'è andato, cioè non è che ha avvertito nessuno, per come mi hanno detto ha preso e se n'è andato. Senta, lei lo ricorda quale fosse il numero che Parlato Giuseppe aveva in uso in quel periodo? A memoria? La mia domanda è prima fargliela e poi dopo se lei non lo ricorda. No, assolutamente. Perché lei in questo verbale dichiara: all'epoca Parlato Giuseppe aveva in uso l'utenza numero 345 4273 276. Lo conferma? Sì, gli ultimi 3 mi ricordo e so quelli. Poi che altro succede? Quindi lei ha parlato con Paolo, c'è questa questione delle cambiali, succede altro? Con chi? Di questa con vicenda. No, non Giuseppe. con Paolo, in generale. Lei che fa poi? Accetta di pagare? Non Accetto paga? di pagare. E in che maniera? Dovrebbe riferire al tribunale. Ho chiesto a una mia amica di prendere un finanziamento e... Qualcuno le è venuto a cercare successivamente? Sì. Chi e dove? Sempre Rocco e Vincenzo sono venuti lì a via Bruno Pelizzi. Alla sua officina? Sì. La data di quando se lo ricorda? Era gennaio. Era gennaio. Fine gennaio. Sì. Lei in questo verbale dichiara 28 gennaio del 2016. Dovrebbe riferire al tribunale. E ci siamo messi d'accordo che avrei restituito i 25.000 euro in 10 rate da 2.500 euro partendo dal 28 febbraio successivo. Allora andiamo con ordine. In questo incontro chi c'è? Rocco e Vincenzo. È sicuro che ci sono entrambi? Sì. Sì. Perché lei dice il mese successivo, ricordo anche ancora il giorno, era il 28 gennaio 2016, Spinelli Vincenzo, detto Nunù, è ritornato da solo presso la mia officina. Forse era solo, sto cercando di Sì, l'ho capito. ricordare, scusi. Sì, forse era solo. E il tenore del discorso qual è? Di che cosa discutete in quel momento? Di questi 25.000 euro. Dovrebbe ripetere per favore in maniera un po' più completa quello che aveva accennato prima. Come la maniera di pagamento, diciamo, decisa per 10 rate da 2.500 euro.
A partire dal mese successivo? Sì, dal 28 gennaio, dal 28 febbraio. Lei li aveva questi soldi? No. No. E che cosa fa per cercare di recuperarli? Vabbè, mi faccio aiutare dalla famiglia e prendo un finanziamento di 20.000 euro a nome di Eleonora Conti. Allora, andando con ordine, la rata di febbraio la Con paga? soldi miei e di famiglia, sì. Con i soldi suoi e prestati da chi? Mio padre. Da suo padre. A suo padre che cosa aveva detto per avere questi soldi? Era presente mio padre, sapeva tutto. Era presente a In cosa? officina, sapeva, stava con me, lavorava con me, sapeva quello che stava a succedere. Quindi era perfettamente al corrente della Era al situazione? corrente, sì. La rata di marzo la paga? Sì. In che maniera? Sempre con i soldi di mio padre. Con i soldi di suo padre. Poi stavo accennando ad un altro fatto, lo dovrebbe riferire bene. Conti Eleonora chi è e che cosa lei chiede a Conti Eleonora? Conti Eleonora è una mia amica che ha lavorato anche con me come segretaria. Lavorato con lei dove? Alla Nuova Car Service. E quindi? E visto che io non potevo richiedere finanziamenti, ho chiesto... Perché? Perché non ne ho pagato uno. Cioè era protestato? Cattivo pagatore. È un cattivo pagatore, una blacklist. Okay. Sì. E ho chiesto a lei se mi poteva aiutare, perché anche lei comunque era al corrente su quello che stava a succedere. Conti Eleonora lavorava in quel momento in cui lei chiede questa cosa? Sì. Dove? Non lavorava più, non mi ricordo. Perché lei dice che la Conti, il verbale è sempre quello del 2 agosto, l'aveva poi seguita nella nuova officina di via Bruno Pelizzi. Sì. Quindi ha lavorato per lei anche a via Bruno Pelizzi. Chiede quindi questo favore e che cosa succede? E che andiamo, che va a chiedere il prestito. Quando avviene questo, se lo ricorda? Febbraio-marzo. Presidente, posso intervenire? Un'opposizione? Sì. E non è stata fatta nessuna domanda? No, un'opposizione in generale, perché stiamo continuando a parlare di un fatto che esorbita completamente dal capo di imputazione. Il capo di imputazione alle 25.000 euro non afferisce assolutamente. Adesso sono circa 3/4 d'ora che stiamo interrogando il testimone su dei fatti che non riguardano il capo di imputazione. Quindi io lo volevo nuovamente far presente, restasse a verbale. Va bene? Va bene. Può proseguire Pubblico Ministero. Grazie. Le stesse ragioni di cui alla precedente opposizione. Grazie Presidente. E le stavo dicendo, per quello che le risulta, quindi la Conti poi ha chiesto questo finanziamento. Sì. Lo ha ottenuto quando, se lo ricorda? Aprile forse. A aprile. Lei questo contratto l'ha mai visto? Il contratto che ha stipulato la Conti, l'ha mai visto? No. Non ce l'ha mai avuto tra le mani, la Conti gliel'ha mai fatto vedere? No, il contratto no. Dove l'ha chiesto, lo sa? Il finanziamento, a chi l'ha chiesto la Conti? Non mi ricordo. Va bene, questo è documentale. Di che importo? 20.000. Ha chiesto 20.000, sa quanto ha ottenuto? 20.000. È sicuro di questo? Credo, su per giù. Sa se la Conti avesse altri finanziamenti in quel periodo? Sì, a macchina. E quando le hanno erogato questo finanziamento, quello della macchina era estinto? L'ha dovuto estinguere, fatto il subentro, diciamo, per farne uno soltanto. Quindi le hanno dato 20.000, ma poi le hanno erogato materialmente quanto, lei lo sa? Mi pare 16 o 17. Tolta l'estinzione della Sì, non gli della mancava tanto la macchina. Perché lei dice Eleonora aveva già un precedente finanziamento da estinguere per il quale doveva versare ancora circa 4.000 euro. Sì. Questi soldi poi lei li ha utilizzati? Io? Sì. Ogni mese. Per farci cosa? Per pagare. A chi? Vincenzo. E facendo un conto mancano poi 5.000 euro, perché sono 15.000 quelli della Conti, 5.000 che lei aveva già dato a febbraio-marzo, gli altri 5.000 lei... Lavorando o comunque... Lavorando comunque? Comunque qualcosa guadagnavo, comunque nell'arco di 10 mesi sono riuscito a arrivarci, diciamo. Questi pagamenti lei li faceva a chi?
A Vincenzo. A Vincenzo. Dove li faceva? A casa sua. Delle volte gli portava anche Leonora, direttamente. E lei se lo ricorda più o meno dove abita questo Vincenzo? Cioè lei andava a casa a portargli i soldi, giusto? Sì, zona tuscolana. Aveva anche contatti telefonici con questo Vincenzo? Sì, sì. Soltanto poco prima della rata o per metterci d'accordo. Cioè che vuol dire? Aveva contatti poco prima della rata per fare cosa? Per metterci d'accordo dove si vedevamo, a che ora, queste cose qua. Lei ha detto che a agosto 2016 è rimasto lì, fino a agosto 2016 Sì. a via Bruno Pelizzi, poi dopo? Dopo mi sono spostato a Finocchio, Vermicino, via di Vermicino. Ma lei glieli portava a casa? C'è una ragione in particolare per la quale lei portava questi soldi a casa? No. Perché lei dice, dopo l'agosto del 2016, quando sono andato... Sì, perché preferivo che non veniva lui, diciamo, certo, è normale. Cioè? Perché? Perché non volevo che veniva sul posto di lavoro, che si vedeva che davo sti soldi, queste cose davanti agli operai, non sta bene, no? Senta, lei in questa nuova car service ha detto era socio? Sì. Ha avuto anche un qualche ruolo formale? Cioè? È mai stato amministratore di questa società? Sì. Se non ce lo dicono facciamo saperlo noi. E Caltanissetta? Aspetta. Chi è che c'è Caltanissetta? Adesso ci sentono a Caltanissetta? Caltanissetta ci sente? Sì, buongiorno Presidente, scusi se la interrompo. Per circa 6-7 minuti abbiamo avuto un'interruzione audio-video, non riuscivo a capire se era un problema nostro o era un problema generale. Però dovete sempre mettervi in contatto con chi gestisce la videoconferenza e rappresentargli che non sentite più, perché sennò noi non Sì, questo è stato fatto, però avevamo un problema anche sulle linee telefoniche, non riuscivamo a contattare nemmeno la sala regia. Comunque lo faccio presente, dalle ore 12.56 alle ore 13.02 vi è stata un'interruzione audio-video e anche un blackout delle linee telefoniche. vabbè, ne teniamo conto e lo mettiamo a verbale, che possiamo fare. Bene. Adesso Va bene, scusi per l'interruzione, la ringrazio, buon lavoro. Grazie. Prego. Le stavo chiedendo, lei è stato anche amministratore, Sì. ha detto, di questa Parliamo della prima società. della nuova car service, Sarebbe la prima società prima, che quella abbiamo diciamo di via dell'Acqua Vergine. Quando è diventato amministratore, se lo ricorda? Mi pare marzo 2015. Vabbè, quindi che era aprile o maggio 2015, Sì. come poco importa, anche qua è documentale come dato. Lei verificava, da quando ha assunto il ruolo di amministratore, ha mai verificato chi erano i dipendenti, la regolarità delle assunzioni e quant'altro? Ci pensava più che altro Giuseppe. Ma lei ha mai saputo quali fossero i dipendenti formalmente assunti alla nuova car service? No. Mai? Le sono mai risultati rapporti di qualsivoglia natura tra la nuova car service e Casa Monica Rocco? Credo di sì. Cioè? Che un periodo lavorava, quando l'amministratore era Giuseppe, penso. Quando l'amministratore era Giuseppe cosa? Lavorava presso la nuova car service. Ma lei l'ha mai visto lavorare dentro questa nuova car service? No. No. E allora che vuol dire lavorava? Che era dipendente.
Dipendente? Cioè era formalmente assunto? Sì. Ma lei non l'ha mai visto lavorare? No. Ha chiesto spiegazioni a qualcuno di questa situazione? Ma credo a Giuseppe. E che cosa le ha detto Giuseppe? Non mi Chi era il ricordo. precedente amministratore? Ha detto poi Giuseppe Giuseppe ha Parlato. parlato. Non mi ricordo che mi ha risposto, ti dico la verità. Sempre dallo stesso verbale, anzi no scusate, da quello dell'11 marzo 2019, lei dice poiché non l'avevo mai visto lavorare in officina, sta facendo riferimento a Casa Monica Rocco, chiesi spiegazioni al riguardo al mio socio Parlato Giuseppe, che era il precedente amministratore, e mi rispose che era un favore che aveva fatto a Rocco perché doveva risultare che aveva un lavoro in regola per avere dei permessi lavorativi per motivi di giustizia. Sì, credo che mi abbia risposto così. La conferma questa sì, dichiarazione? La confermo. Lei ha più avuto rapporti poi con questa gente, con Casa Monica Rocco, con Spinelli? Con Spinelli no, con Rocco sì, ci siamo rivisti. Vi siete rivisti quando? Ecco, una volta che lei ha finito di pagare non mi ha cercato non più. l'ha cercata più? No. Vi siete rivisti quando e per quale ragione? La data non me la ricordo, ti dico la verità. L'ho cercato io perché mi servivano dei soldi che dovevo pagare un mio dipendente che doveva tornare fuori, che è straniero, e mi servivano 5.000 euro. Allora, scusi un attimo, giusto per capire, lei abbiamo detto da agosto 2016 è lì, cambia officina e va a quella di Borgata Finocchio, giusto? Sì. Che mantiene fino a quando? Gennaio 17. Gennaio 17? Poi, sì. E poi che cosa, dove va o che cosa fa? No, vado dipendente. Dipendente? Sì. Dove? Con chi? Lavoro da lì per una ditta di trasporti. Non ho capito. Dove? Per una ditta di trasporti, perché io riparo camion. Quindi è passato alle dipendenze di questa ditta di trasporti a fare sempre del Sì. meccanico dal gennaio 2017. Sì. Questi soldi le servivano per un dipendente Che lavorava con me dove? a Finocchio. A Borgata Finocchio, quindi in Sì, questo quando ho periodo chiuso. agosto 16, gennaio 17. Quindi sicuramente febbraio 17, forse la data, non so sicuro. E le serviva, scusi, le serviva, lei è certo di aver chiuso a gennaio 17 questa officina qui a Borgata Finocchio? Sì. Glielo dico perché lei dice Quale verbale? sempre del 2 agosto, chiedo scusa, ha ragione, del 2 agosto del 2018, già dal precedente, non leggo la parte prima per non suggerirle circostanze, già dal precedente mese di marzo 2017, quando ho chiuso l'officina in Roma Finocchio e ho iniziato a fare il meccanico itinerante. Sì. Vabbè, marzo. No, vabbè, dico, Sì, siccome ci serve poi per possiamo altre stare, circostanze. comunque pensavo che era proprio l'anno sbagliato. La Conti lavorava per lei anche lì a Borgata Finocchio? Sì. Fino alla fine, fino a quando l'ha chiuso? Poi dopo, basta. E allora, in virtù di quello che ha detto oggi, lei poi passa a fare il meccanico itinerante o Sì, meccanico itinerante. ed è una cosa diversa rispetto a quello che ci ha detto oggi? Perché cioè, adesso quindi lavoro- per un periodo fa il meccanico itinerante sì, e poi è stato sempre assunto? per ditte di trasporti e poi E poi è stato assunto formalmente? sì, adesso. Quindi le servono questi 5.000 euro per fare cosa? Per pagare la liquidazione Di questo dipendente? Che si chiama? Giovanni. Italiano comunque? No, ucraino. Ucraino. Doveva tornare fuori, quindi gli servivano subito e tutti e non c'avevo soluzione. E quindi lei che fa? Chiamo Rocco e gli chiedo 5.000 euro. Come avviene questo? Lo dovrebbe spiegare bene al tribunale. Lo chiama, vi incontrate, non vi Sì, ci incontrate? incontriamo, vado a Vi incontrate casa sua. dove? A casa sua. A casa sua dove abita? Dove abitava al tempo almeno? Romanina, non so l'indirizzo. La via la sa? No. E chi è che le spiega come andare? Lui, immagino. Sì. Perché lei in questo verbale dice: lui mi ha detto che abitava in via Barzilai.
Sì, sicuramente ho messo sul navigatore e sono andato, però non mi ricordo la via adesso. Quindi va a casa chi c'è? Rocco e credo la moglie. C'è Rocco, questo deve fare mente locale, signor Fusco. C'è Rocco e la moglie, sì. Tutti e due? Mi pare di sì, mente locale. Lei parla con chi? Con Rocco. E assiste anche la moglie o la moglie va via? Forse assiste, forse no, non mi ricordo bene. E che gli chiede? 5.000 euro. E il signor Casamonica che le dice? Di sì. Ci deve spiegare bene che accordi prendete. Sì, allora gli chiedo 5.000 euro e lui mi dice come me li ridai, come ci accordiamo per 1.000 euro al mese per 10 mesi, il doppio. E lei doveva pagare ogni quanto? Ogni mese. Ogni mese. Ma c'era un giorno stabilito? No, oppure? proprio, non c'era un giorno stabilito. Cioè lei doveva pagare ogni mese, però non c'era il giorno, diciamo, stabilito. Lei accetta? Sì. E come si evolve poi questo rapporto? Lei paga, non paga? Pago. Paga tutte le rate? Sì. Allora, innanzitutto se riusciamo a collocare questo discorso. Sì. Quando lei va a casa di Rocco Casamonica? Forse in quel periodo marzo. Non lo so, me lo deve dire lei poi. Marzo. Lei aveva, quando va da Rocco Casamonica, aveva ancora o no l'attività? No, l'aveva chiusa. Apposta dovevo liquidare. Quindi siamo dopo marzo 2017 sicuramente. Riesce a ricordare se era un periodo di caldo, di freddo? Sì, forse era maggio. Maggio forse. Perché appunto lei in questo verbale del 2 agosto dichiara era il mese di maggio o giugno 2017. Sì, perché comunque è passato un po' e da quando avevo chiuso ho cercato di trovare altri mezzi. Quindi 10 mesi a partire da giugno? Sì. Il mese di giugno lei lo paga? No, mi pare di no, mi pare da luglio ho cominciato, non mi ricordo, è tosto. Le date sono difficili. Comunque, ammettendo che siano luglio lo paga? Sì. Agosto? Sì. 2017 sì. Settembre? Sì. Ottobre? Sì. Novembre? Sì. Dicembre e gennaio? Insieme mi pare, ci stavano 2 mesi insieme, non mi ricordo bene come ho dichiarato. Però lei cerchi di fare mente locale su quello che ricorda, poi non si preoccupi di quello che ha dichiarato, lei dica al tribunale quello che ricorda, poi eventualmente vediamo quello che ha dichiarato. Dicembre ho pagato 2 mesi a gennaio comunque. Esattamente, quindi dicembre e gennaio lei li dà insieme? Sì. 2.000 euro? Sì. Ok, e da gennaio in poi? Quindi siamo arrivati a 7-8.000 euro? Prendendo o giugno o luglio come riferimento, i successivi 2 o 3.000 euro li ha restituiti? Sì. Puntuali? Sì. Puntuali, mi pare. Non mi ricordo bene, ti dico la verità. Lei ricorda di aver avuto un qualche momento di difficoltà nel restituire puntualmente questi soldi? Sì, forse sì, normale. Forse sì o no? Cioè, mi deve dire il suo ricordo? Sì. E quindi come le ha pagati questi 2 o 3.000 euro? Non me lo ricordo. Allora. So che mi era rimasto anche qualcosa, non era arrivato. Lei dice: ho saltato la rata di dicembre promettendogli che a gennaio 2018 gli avrei dato 2.000 euro come poi ho fatto. Okay. E qui fino a qua ci siamo. Mi restavano altre 2 rate. Okay. Perché lei parte in questo verbale da giugno. Da giugno. Mi restavano altre 2 rate che per difficoltà economiche ho pagato in più microrate. Sì. La conferma questa dichiarazione? Sì. Lei ha mai saputo se il signor Casamonica sia stato arrestato? Sì. Quando è stato arrestato lei aveva estinto? No, gli devo dare ancora qualcosa. Quanto? Forse 400 euro. Lei dice ad oggi, quando legge il verbale, mi restano da pagare altri 300 euro. Sì, sì. Lei ricorda, lei aveva il numero di telefono di Rocco Casamonica? Sì. Lo ricorda che numero di utenza fosse? No. Lei dice in questo verbale: ho chiamato Casamonica Rocco sul numero 389 8439 280. La conferma? No, non lo so.
Sì, è un qualcosa che lei dichiara ai carabinieri. L'avrò letto sul telefono, quindi sì. Questi pagamenti lei li faceva dove e a chi? A casa di Rocco. A casa di Rocco. Quando lei andava a casa, a chi li consegnava questi soldi? A Rocco. C'era presente qualcun altro in casa? Sempre la moglie. E assisteva a queste consegne? A volte. L'ha mai sentita chiedere spiegazioni al marito sul perché lei... Davanti a me no. La moglie si chiama? Non lo so. Non mi ricordo. Lei la conosce in che Lilli. maniera? Lei la conosce come Lilli. I soldi sono stati consegnati sempre e solo da lei o anche da altri? Forse anche Leonora. Forse sempre anche Leonora. La signora... Forse, non me lo ricordo. La signora Conti era a conoscenza di questa circostanza? Sì. Di tutta questa vicenda? Sempre. Anche di questa del prestito, sto parlando dei 5.000 euro. Sì. Un passo indietro, i soldi le vengono consegnati nella stessa occasione in cui lei li chiede o successivamente? Non me lo ricordo di preciso, forse successivamente, ma qualche giorno. Quando le vengono consegnate lei è da solo o in compagnia di qualcuno? Forse sempre con Leonora. Forse, cioè è un suo modo di dire forse o è un suo ricordo? Non me ricordo che stavo con qualcuno. Sicuramente c'erano altri a conoscenza se non di... stavo solo, stavo con Leonora, non c'è poteva essere quindi altri. lei ricorda però che in quel momento era in compagnia di qualcuno? Sì. E quindi della Conti, c'erano altri che conosceva questa vicenda? No. Suo papà la conosceva? No, questa no. Successivamente all'arresto di Rocco Casamonica lei ha avuto contatti o rapporti per questa vicenda con qualcuno? Mi ha chiamato la moglie e basta. L'ha chiamata la moglie in quante occasioni e per quali motivi? Non ricordo di preciso il motivo, penso un paio di volte. E che voleva da lei? Mi pare la rimanenza. Non lo so, questo me lo deve dire lei. Se me legge il verbale è meglio, che magari ricordo qualcosa. Scusate. Lei faccia mente locale, l'ha chiamata per quale motivo? Penso per quei 300 euro mancanti. Pensa o se lo ricorda? Non me lo ricordo. Lei aveva altri rapporti con Rocco Casamonica a prescindere da questa questione? No. Aveva rapporti lavorativi? No. Aveva debiti di altra natura oltre a questo? No, assolutamente. Aveva dei rapporti con questa signora Lilli per altre ragioni? Assolutamente. C'erano delle altre ragioni per le quali la signora la poteva contattare telefonicamente, altri tipi di rapporti? No. Oltre a questo debito che ancora era in sospeso? No, non c'erano altri motivi. Lei ricorda l'utenza che era in uso alla moglie del Casamonica? No. Lei in questo verbale indica come in uso alla moglie Lilli l'utenza 320-75-54-895. Sì, sempre presa dal telefono, quindi... Ma queste utenze chi gliele aveva fornite? La 388 lei ha detto già ce l'aveva, no, diciamo la 389 scusi, già ce l'aveva. Non credo che mi abbia chiamato e l'ho memorizzato, diciamo. E invece l'utenza in uso in quest'ultimo periodo a Rocco Casamonica, lei se la ricorda? No. In questo verbale lei indica la 388 9283029, la conferma? Sì, sempre. I soldi lei li ha restituiti in che forma? Contanti. In contanti. Lei ricorda di aver mai, nell'arco di tempo che va, nel 2018, lei ha avuto contatti, rapporti telefonici con Rocco Casamonica?
Prima che gli chiedevo i 5.000? No, nel 2018, quindi dopo che ha chiesto i soldi. Dopo durante? Quindi... Sì, durante, mentre c'era in corso questo rapporto di restituzione. Solo per metterci d'accordo, so venire fra un'ora, così. Questi contatti telefonici erano riferibili esclusivamente a questo rapporto di debito che lei aveva o c'erano altre ragioni? Non c'erano altre ragioni. Cioè, quando lei conversava con Rocco Casamonica, i motivi di queste conversazioni quali erano? Dove ci vediamo, a che ora, c'è stai, non c'è stai. Per fare che cosa? Per portargli i soldi. Relativi a che cosa? Al prestito. Al prestito fatto. Ci sono state altre conversazioni che avevano avuto argomenti diversi rispetto a questo? No, lei non aveva ragioni di contattare Rocco Casamonica per motivi diversi e viceversa? No. Affari in comune, rapporti di altro tipo? No. Lei ricorda di aver commentato al telefono l'arresto di Rocco Casamonica con qualcuno? Forse con Eleonora? Lo ricorda o no? Non me lo posso ricordare, però se tu mi dici così credo che Eleonora. Senta, effettivamente lei ha una telefonata il 20 luglio del 2018 alle ore 16:38 e 24. Perdoni, devo farle una domanda prima, altrimenti sono suggestivo. Lei nel 2018 ricorda che utenza di telefonia mobile avesse? Io? Sì. Forse lo stesso che adesso? Non lo so. 391 31 18 259. Questa utenza a chi è intestata? A Conti. E la utilizza lei? Sì. L'ha sempre utilizzata lei o c'è stato un momento? sempre io. Quindi dal momento dell'attivazione? Sì. Quindi dal momento dell'attivazione ha sempre utilizzato lei questa utenza. Il numero della signora Conti lei lo ricorda? No. (393-6262-914) Sì. Sì che? Di Eleonora Conti. È il numero di Conti Eleonora, perfetto. Allora, le stavo dicendo, il 20 luglio del 2018 lei conversa con la signora Conti. Il progressivo è il 3108, il ritto è 4158/18. E quindi conversa con la signora Conti e la conversazione ha un primo sviluppo che è questo. Pronto? Risponde la signora Conti e lei dice mo sento, se non mi voleva chiedere tipo qualche soldo mi avrebbe detto poi quando esce. Questo è lei che parla. E la Conti dice sì vabbè ma ce l'hanno i soldi loro dentro casa, lo sapemo, cioè lo sono andati a pigliare a casa. Ah vabbè, qualcosa voleva sicuro. Di cosa state parlando qua, se lo ricorda? Qui è dopo l'arresto di Rocco Casamonica. Perché la Conti dice sì vabbè ma ce l'hanno i soldi loro dentro la casa, lo sapemo, cioè. Un po' ingarbugliata come discorso, pare che parliamo un po' male. Mo sento, se non mi voleva chiedere tipo qualche soldo mi avrebbe detto poi quando esce. E la Conti dice sì vabbè ma il giorno prima lui mi ha chiamato e non gli ha risposto, forse era riferita a quello che magari voleva quella rimanenza. Ma ha chiamato chi? La signora Lilli? Perché lei dice mo sento, guardi, ascolti, perché in precedenza alle 16:30 lei parla con la Fusco e la Fusco dice hai visto che hanno carcerato, lei dice
Con la Conti? Con la Conti, chiedo scusa. Il progressivo è il 415818, il RIT è 415818, il progressivo 3102. E la Fusco dice: hai visto che hanno carcerato, lei scusi, dice, perdonate, allora, lei dice, e la Conti, perché è F e confonda. Hai visto che hanno carcerato, dice lei, la Conti, no. Rocco, risponde lei, ah sì, cancella il numero se ce l'hai sul telefono, Davvero, ma quella cosa in mezzo a quella storia, risponde la Conti, sì, ah no, quello no, cioè non ho letto i nomi, solo sentito, a te chi te l'ha detto? Dice la Conti, lei risponde, mo ti dico una cosa, però non lo dire a nessuno, ma dire niente a nessuno proprio, mi ha chiamato la moglie, che ti ha detto? Ti dico la verità, non ci sono andato, mi voleva incastrare in qualcosa secondo me. Ah, che ti ho detto? Se potevo passare, che era successa una cosa, sto in mezzo a una merda, non posso parlare per telefono se passi a casa. Se la ricorda questa? Sì. Cioè? Che mi aveva chiamato, però non so il motivo perché non ci sono andato. Non so se voleva quei soldi che erano rimasti o altro. Questo argomento poi dopo ve lo riprendete alle 16:38 nella conversazione successiva che le stavo dicendo, che era il progressivo 3108, il RIT 415818, in cui dice: pronto? Mo sento. Pronto era Conti, e lei, mo sento, se non mi voleva chiedere tipo qualche soldo mi avrebbe detto poi quando esce, e la Conti dice, sì vabbè ma ce l'hanno i soldi loro dentro casa, lo sapevo, cioè, lo sono andati a pigliare a casa, vabbè qualcosa voleva sicuro. Quando la Conti dice ce l'hanno i soldi loro dentro casa, lo sapevo, cioè, lei ha capito a che cosa facesse riferimento? No. Perché non chiede spiegazioni lei qua? No, perché io presumo che mi stava a chiamare per i soldi. Hai visto? Io dico sicuramente mi stava a chiamare per i soldi. E lei dice, io presumo che qualche soldo ce l'ha, cioè non è che ti chiama il giorno dopo per chiedere i soldi. Era tipo come per di chissà che voleva, tutto lì. Poi la Fusco, lei dice, anzi la Fusco, non potevano, vabbè è uguale. E lei dice, non lo potevano carcerare 6-7 mesi fa, e lei dice, vabbè, tanto chiamava la moglie, e la Fusco, sì, e poi sarebbe comunque stato uguale. Lei continua, i cugini, cose, quello, quell'altro, poi se non ti facevi vivo, capito come? Che gliel'hanno presi tutti? E la Conti dice, lascia perdere, hai finito meglio. E lei dice, mica li hanno presi tutti. Che cosa intendeva significare qua? In che senso? Se ci spiega il senso di questa intercettazione. Perché lei all'inizio dice, non lo potevano carcerare 6-7 mesi fa. Tipo battuta, certo. Cioè come almeno così non gli davo i soldi. E poi lei subito dopo dice, vabbè, tanto chiamava la moglie, i cugini, cose, quello, quell'altro, poi se non ti facevi vivo, capito come? Che li hanno presi tutti. Certo, come per dire, tanto non è che li hanno carcerati tutti, se non c'è lui qualcun altro che sa del suo prestito che gli avevo chiesto verrà a chiedermeli. Quindi, questo era il senso di questa conversazione, non sarebbe cambiato nulla per me. Non sarebbe cambiato nulla per me se succedeva prima o dopo. Cioè dice, fino a che non avrei finito di pagare avrei avuto a che fare con qualcuno, questo è la questione. Con qualcuno di chi? Un familiare, qualcuno che è al corrente, che magari poteva essere al corrente di sta cosa. Vabbè, tanto chiamava la moglie. Nei familiari lei include anche la moglie. Tanto mi chiamava la moglie, sì, cugini, cose, quello, quell'altro, poi se non ti facevi vivo, capito come? Che li hanno presi tutti? Certo. Sta facendo riferimento a quale famiglia qua? Di Rocco. Che di cognome fa? Casamonica. Io scusa Presidente, credo di aver terminato, giusto il tempo di ridare uno sguardo. Prego.
Sì, Presidente, io ho terminato. Va bene. Grazie. Le parti civili non so se hanno domande. Nessuna. Prego la difesa. Io sono Paolo Colosimo, sono uno dei difensori della signora Moretti. Ritornando al rapporto che lei ha avuto con il signor Parlato, lei ha iniziato la sua deposizione dicendo che il debito era di 75.000 euro che asseritamente aveva il Parlato con Casamonica, poi ha rettificato su contestazione del pubblico ministero, ha fatto riferimento prima ad un importo di 40.000 euro e poi ancora una volta a un importo di 60.000 euro. Riesce a essere più preciso, se lo sa naturalmente, sì, guarda, quali sono sostanzialmente le fonti della sua conoscenza in questo rapporto giuridico? Il risultato finale viene tra la somma tra i 25 e 25 che ci sono stati chiesti all'ultimo, quindi è la cifra che mi ricordo per certo è 75. Per il resto quello che avevo verbalizzato dai carabinieri di Frascati è giusto, perché poi mi sono ricordato di quelle cifre. Le faccio una domanda subito. Quando lei è andato dai carabinieri di Frascati, che è stato convenuto dai carabinieri, qual era il suo stato d'animo? Siccome c'è stata una polemica abbastanza importante sul contenuto di quella deposizione, voglio capire come si è presentato lei, in che stato d'animo era e se sostanzialmente prima delle sue risposte i carabinieri hanno riferito a lei qualche cosa. No, riferito qualche cosa no. Stato d'animo come sto adesso. Lo stesso. Lo deve dire perché così rimane ansia, agitato. Era agitato. Agitato. Senta, era agitato e possiamo dire che questa sua agitazione già risultava dal tenore delle conversazioni telefoniche con la signora Conti? Non ho capito bene la domanda. Quando lei ha saputo che Rocco Casamonica era stato catturato in forza di un ordine di carcerazione alla Procura della Repubblica, GIP del Tribunale di Roma, eccetera e quant'altro, lei parla immediatamente con la Conti, con cui aveva un rapporto stretto, possiamo dire un rapporto molto stretto, e cancella subito il numero di Rocco. Quindi lei aveva paura di essere coinvolto in qualche cosa? Coinvolto in qualche cosa di preciso no, però ero sicuro che, visto che ci eravamo visti pochi giorni prima, perché ancora stavo pagando quei soldi di quel prestito, sapevo che sul suo telefono avrebbero trovato, cioè che mi avrebbero chiamato i carabinieri, ero quasi certo, perché era una cosa troppo attinente, capito? Non è che ci sono passati 2 o 3 mesi. Questo lo capisco, però volevo capire il suo stato d'animo, se lei era in buona fede, che non doveva niente a nessuno, non so perché lei ha paura di essere sentito dai carabinieri. Perché? Perché comunque queste sono cose che non sa nessuno, cioè io la famiglia mia non gli ho mai detto che ci ho avuto rapporti con Rocco Casamonica, adesso sto qua. Come, scusi, non è bello. Mio padre, no, parlo di famiglia come per mia moglie, intendo, scusami, compagna, anzi, perché non ci siamo sposati. Quindi un po' dei problemini ma crea la cosa, non è che non te la crea, non è che non c'ho niente da nascondere. Che c'entrano i carabinieri con il rapporto coniugale? Che poi siamo arrivati fino a qui, no? Dalla chiamata dei carabinieri, che comunque quando tu una cosa la vuoi tenere nascosta, vuoi cancellare, vuoi chiudere, è proprio il momento che non ci riesci, capito in che senso? Come prima quando ho detto sta cosa doveva essere chiusa e finita da tempo, no? Perché senta, la mia testa spera questo ogni giorno, capito, che se va avanti basta. Lei sa che rapporti c'erano tra Parlato e Rocco Casamonica? No, di preciso no. Perché lei viceversa alla Polizia Giudiziaria e ai Carabinieri, sempre il 2 agosto, fa riferimento a un rapporto di particolare amicizia tra Parlato e Rocco Casamonica. Dove siamo? Mi ha precisato che essendo amico di infanzia con Casamonica e Rocco,
poiché è vicino di casa, si ricorda? Sì, ma non c'è opposizione perché è esattamente quello che ha detto il test. Sì, l'ho detto sulla prima, stessa domanda che ho si detto che erano conoscono perché cresciuti. abitano nella stessa zona. Vabbè, sì, no, nel senso che non è una contestazione perché aveva detto la stessa cosa. L'ho detto, sì. Perfetto. Sono Quindi cresciuti in stessa zona, sì. E lei che rapporti aveva con Parlato, personalmente, oltre al rapporto lavorativo? Nessuno. Nessun rapporto. Vi eravate conosciuti come? Al lavoro. Sul lavoro? Sì. Cioè? In officina. Io l'ho trovato già a lavorare. Io sono andato a lavorare Quindi lei cercava lavoro e è andato in officina da Parlato? No, non era sua, era dipendente pure lui, però lui c'era prima di me. Senta, si è fatto riferimento all'acquisto di attrezzatura, che dovrebbe essere il rapporto sottostante per la dazione dei soldi, del denaro. Ok. Di che attrezzatura stiamo parlando? Attrezzatura d'officina per come mi è stato detto, ma io non... Ma quell'attrezzatura poi si trovava anche nell'impresa in cui lei è stato socio? Sì, c'era. Attrezzatura, ponti, compressore, saldatrice, attrezzatura c'era per lavorare, certo. Ho capito. Senta, sbaglio se dico che lei sostanzialmente si è volutamente accollato una parte di quel debito di Parlato? L'accollo è un istituto giuridico, però penso che anche nella terminologia comune è di facile comprensione. Si è accollato una parte del debito? Accollato? Io mi accollo una cosa, stradale quasi. Ma diciamo che alla fine sì. Sì, perfetto. Sì, perché... Per la domanda, perché lei l'ha precisata, volontariamente accollato. Sì. Questa era la domanda del difensore. Certo. L'accollo in Reipsa, che sembra un accollo. Sì, però siccome poi ha usato accollo in senso gergale e quindi il testo No, ci ha anche perché pensato. io penso che quando ho parlato con Parlato e mi ha dato quei famosi cambiali, non avrei accettato per una cifra molto minore. Comunque una parte alla fine lui me l'ha restituita, ma una parte me la so accollata io, perché... Vedo perfettamente. Senta, poi lasciamo perdere, se no poi vado anch'io a commettere il peccato originale che mi allontano dal capo di imputazione. Finito questo rapporto con la restituzione della parte di denaro che lei si era accollato, perché pensa di rivolgersi proprio a Rocco Casamonica? Era un suo amico? No, era l'unico che conoscevo, cioè l'unico che tra parentesi conoscevo. È l'unico che penso che ho pensato in quel momento, quando è successa quella cosa di tre, sono l'unico che gli ha dati, che dico può essere che, visto che non posso andare in banca, non posso andare in posta, non posso andare da nessun'altra parte, a mio padre già gli ho levato quello che c'aveva, sta persona ci teneva, la dovevo sistematico, magari trovo un accordo abbastanza, un compromesso abbastanza buono e riesco a accontentare sta persona che deve tornare al paese suo. Senta, posso chiederle, ma lei aveva un buon rapporto con Rocco Casamonica, aveva un rapporto di cordialità? Sì. C'era un rapporto di cordialità, quindi possiamo dire, magari allargandoci un pochetto, che eravate amici? Amici, conoscenti, conoscenti. Quindi... Famo qualche chiacchieratina sulle macchine, faccio il meccanico, queste cose qui, ma niente... Andavate anche a pranzo insieme? No. Che c'è una telefonata in cui lei sostanzialmente... Siccome si doveva incontrare con... Qual è la telefonata avvocato? Così? Sì. Forse c'è stato un invito. Per la puntualità del riferimento. Sì. Approssimava il compleanno di Casamonica Rocco. Sì, forse c'è stato un invito, me lo ricordo, però poi non mi pare. Vabbè, comunque ritiro non la mi domanda, pare cosa? Che sono andato a pranzo, un invito me lo ricordo. Senta, poi quando lei va a casa di Casamonica, questo è il punto importante, lei di questo prestito con chi ne parla? I 5.000 euro. Lei dice va a casa di Rocco Casamonica per chiedere questi soldi. Con chi parlo di... No, lei a casa di Rocco va a parlare con Rocco Casamonica? Certo. Perfetto. Sa come è composta la famiglia di Rocco Casamonica?
No. No, lei si riferisce alla moglie, ha parlato della moglie, le chiedo, ma a casa chi ci sta? Ci sta la moglie, ci sono i bambini, ci sta la suocera? No, io ho visto sempre lui e a volte c'era la moglie. A volte c'era la moglie? Sì. E lei però parla con Rocco? Sì. Parla soltanto con Rocco? Sì. Gli accordi di questo prestito li stringe con Rocco? Sì. I soldi li restituisce tutte le volte a Rocco? Sì. Senta, lei è sicuro che la signora Morelli la cercò dopo l'arresto del marito per chiedergli la restituzione della rimanenza dei soldi? Diciamo che ha parlato sempre di Lilli, facciamoglielo Prego? dire che ha parlato sempre di Lilli, no? Di Lilli, la moglie sì. chiamata Lilli. Lilli, ecco, no. No, perché nelle chiamate non è stato specificato nulla, forse sono state un paio di chiamate e io non mi sono mai presentato all'appuntamento. Senta, lei ne ha parlato con la signora Eleonora Conti di questa telefonata della Morelli? Di Lilli? Sì. Sì. Ricorda se aveva anche dato una spiegazione del motivo per cui la Morelli la stesse cercando? No, questo no. Perché lei parlando, dunque il RIT è 4157-18. Doveva trovare un modo progressivo. Prego? Progressivo. Progressivo 6355. Chiedo scusa. 6355. Doveva trovare un modo come un altro per incastrarmi e cercare di aiutarla con gli avvocati Aspetti, e cazzi vari. Scusi avvocato, perché Prego. non ho capito chi parla. Sta parlando- Si può ripetere? Sta parlando il testimone, sta parlando con la Conti, Eleonora. E quindi, ok. E si stanno interrogando sul perché Sì, la sì, beh, cercasse. lei legga testualmente, poi... Leggo, posso leggere? Certo. Allora, doveva trovare un modo come un altro per incastrarmi. No, scusi, 63,55. giusto per capire. Progressivo 63,55. Progressivo E poi 63,55. progressivo 3108, chiedo scusa. Ah, 3108 del 41,5 RIT 4158 barra 18. Sì, questo è un altro, prima l'ho detto. Però avvocato non l'abbiamo capita, deve essere preciso, perché sennò noi Verbale, apprendiamo... trascrizione di conversazione telefonica, RIT 4158 barra 18, Questo è il RIT, ok. progressivo 3108. Ok, Questo è quindi oggetto della 3108, che è lo stesso della che mia aveva citato curiosità. anche il PM prima. Era esattamente. 3108, sì. Presidente, io le dico già, vorrei che invitare l'avvocato a leggere integralmente, perché io non mi sono limitato a leggere i passaggi, ho letto sempre dall'inizio del discorso. Ma non è che lui mi deve Per insegnare. arrivare alla fine. No, non le sto insegnando nulla. È una questione di correttezza della cosa, perché altrimenti mi oppongo Avevo già subito. chiesto un minuto fa, ho detto per favore se legge in modo integrale, in modo che uno possa seguire il contenuto della conversazione. No, integrale. Allora, Fabio Eleonora, questo devo leggere il commento. No, il commento. Fabio no. Eleonora commento la situazione attuale. Perfetto. Oh mamma mia, perché rendiamo difficile ciò che è semplice? Siccome lei fa riferimento alla dichiarazione che attribuisce Allora, al Eleonora, chiedo test, scusa Presidente, Eleonora, io sono curiosa perché ti ha chiamato. ma la parte prima però che non ho capito qual è. Comincia così? Sì. Ah, non c'è quindi una trascrizione integrale e quindi non c'è una... Io per questo le chiedevo di avere qui la trascrizione. No, ma io infatti ho chiesto la dettatura della parte integrale. Io sto lavorando su questo, avrei voluto lavorare su una trascrizione giurata. Ma lei avvocato la sa la trascrizione perché ce l'ha i file, no? Allora. Ce l'ha avuti fin da subito, prego. Io sono curiosa perché ti ha chiamato, dice Eleonora. Fabio risponde, e perché Leonora? Per soldi? Dici? Per soldi, non c'è punto interrogativo. Per soldi, sì. E perché Leonora per soldi, non col punto interrogativo, avvocato. Io ci ho messo tutto interrogativo. Sì, perché se dice per soldi, e perché Leonora per soldi, questa è la trascrizione. Dici? Punto interrogativo? Boh. Punto esclamativo. Certo, punto esclamativo. Doveva trovare un modo come un altro per incastrarmi e cercarla di aiutarla con gli avvocati e cazzi vari. Ma che non lo sai come funzionano queste cose? Ma una donna che ha il marito appena carcerato, che gli serve? Punto interrogativo. Avvocato, punto esclamativo. L'avvocato che vuole? I soldi, punto esclamativo. Quindi possiamo dire che lei
pensava che questa richiesta di contattarlo era finalizzata per un aiuto? Ma credo di sì, però come ti ho detto io all'appuntamento non ci sono andato. Quindi io... Sì, però adesso la domanda che le fa il difensore è un'altra, no? Okay. Che lei non abbia poi raccolto la chiamata è chiaro, non c'è andato, però la domanda che le sta facendo il difensore, da quello che lei poteva immaginare in quel momento storico in cui aveva ricevuto queste chiamate dopo l'arresto di Casamonica Rocco, immaginava che la richiesta della signora Morelli fosse di avere da lei i soldi per poter sostenere le spese legali legate all'avvenuto arresto? Questa è la domanda. Sì. E allora dica sì. Va bene. Continua, Avvocato Sichero, prego. Presidente, mi scusi da Roma. Sì, prego. L'imputato Tolli Massimiliano intende rinunciare al proseguo dell'udienza odierna. Grazie. Allora diamo atto che si allontana. Benissimo. Prego, avvocato. Grazie a voi. Avvocato Siviero per Morelli Concetta. Senta, ritorno un attimo indietro. Quando lei è stato convocato dai carabinieri di Frascati, lei temeva che ci potesse essere una misura restrittiva a suo carico, un qualcosa che la riguardasse direttamente, non come persona informata sui fatti, ma come indagato per qualche ipotesi di reato? No. Perché c'è un RIT, nel RIT 4158/18, al progressivo 7916 delle ore 13:47 del 2 agosto 2018 c'è un'intercettazione dove lei parla con la Conti e riferisce di questa chiamata dei carabinieri. Gli leggo il passaggio, poi dopo magari così ce lo spiega. Eleonora, Fabio, sì, ci devi venire, lei chiede alla Conti, ci devi venire pure te, così gli firmi la dichiarazione, il numero ce l'ho in uso io, capito? E lei risponde, ma sì, ma poi quello penso che lo vedono pure dalle telefonate, che uno, puntini puntini. Gli ho detto, questa è la frase che viene intercettata e sulla quale appunto le ho fatto la domanda, che devo fare? Devo avvertire mia moglie o non è niente di grave? Dice, no. Non ti preoccupare, che se era una... lui penso stia riferendo, adesso glielo chiediamo, del contenuto della conversazione. Dice era l'altra, c'è un altro dichiarazione. No, è sempre lui. Scusi. Io credo, so io che parlo... spiegherà il test, che lui stia riferendo il contenuto della telefonata con i carabinieri. Quindi, secondo questa cosa, dice che se era una cosa grave, ti venivamo a cercare, mica ti telefonavo. Quindi, praticamente la domanda era, quindi nel momento in cui lei viene convocato dai carabinieri, sempre per ritornare a quello che era, diciamo, il suo stato d'animo in quell'occasione, era impaurito? No, assolutamente. Il problema è che quando ti chiamano non ti dicono niente, quindi pure per sapere qualcosa di più mi è uscita qua battuta che davvero ho fatto al carabiniere, io ho detto devo avvertirmi moglie. Senta, ma durante questa, diciamo, sua deposizione c'erano state in qualche modo, qual era il clima? Era un clima tranquillo? Tranquillo. Era un clima tranquillo, non c'erano state cose particolari? No. Quando è stato sentito dai carabinieri? No, tranquillo. Senta, ritornando al momento in cui lei poi è andato a casa di Casamonica Rocco per prendere questi 5.000 euro, lei ricorda chi ci fosse in quell'occasione? Perché dal verbale delle sue informazioni testimoniali che lei ha reso e sottoscritto in data 2 agosto 2018, ovviamente il Tribunale
non le conosce, ma noi ce le abbiamo perché sono state rese nella fase delle indagini. Presidente, c'è opposizione, facciamo la domanda e poi contestiamo il verbale. No, io non riesco a intervenire perché siete tutti troppo solleciti. No, allora, la sua le domanda sto qual è? dicendo, la domanda era se lei ricorda esattamente se era presente qualcuno oltre Casamonica Rocco oppure no, punto interrogativo. Se lo ricorda. Il giorno dell'accordo, Il giorno diciamo, in cui è andato a chiedere i soldi. i 5.000 euro, se lo ricorda? In questo momento no, sicuramente quando ho fatto il verbale era passato meno tempo, quindi forse ho dato una cosa più dettagliata, però adesso non lo ricordo. Ecco, allora appunto, Presidente, io ho citato il verbale perché questa circostanza che fosse presente la moglie dal verbale delle SIT non risulta. Non l'ha detto, non gli è stato chiesto, non lo so. Però dal verbale credo che il pubblico ministero, che conosce il verbale quanto me, ne potrà dare atto che questa circostanza non risulta. Appunto ho chiesto se se lo ricordava. Allora, riguardo poi a queste conversazioni, che poi non ci sono state, se ho capito bene, con la moglie, con la signora Lilli, dopo l'arresto di Casamonica Rocco, perché in realtà lei l'ha cercata ma lei non ci è mai andato, giusto? Quindi il motivo per il quale la stava cercando lei non lo conosce? No. Lei ha fatto delle ipotesi, come le ha ricordato prima l'avvocato Colosimo, quando si parlava degli avvocati e che le poteva chiedere dei soldi per pagare gli avvocati, o che in passato lei era stato aiutato da Rocco per quel suo problema e si aspettava una certa riconoscenza per qualcosa? Ma sì, erano pensieri, te l'ho detto, per telefono non mi ha chiesto niente. Ma scusi, ma perché in questo, no, tanto perché erano pensieri, diciamo, liberi, cioè un'interpretazione, perché la conversazione non c'è mai stata, quindi siamo nel campo delle ipotesi che lei ha fatto con la signora Conti del perché la signora Lilli la stava cercando. C'è un progressivo 3102 delle ore 16:30 del 20 luglio 2018, il RIT è il 4158/18. E io ho pensato, questa si fa trovare nuda, che mi vuole scopare e mi incastra in qualche maniera, che ne sai? Questa è una cosa grave, perché l'hanno arrestato. Ma che significa questa frase? Non lo no, so. le chiedevo, perché siccome è completamente, diciamo, esula da tutto questo contesto, come le è venuta in mente una cosa? Ma non lo so, perché Leonora insisteva che voleva, poi uno va pure nello scherzo. Voleva cioè, cosa? Voleva che non... mi chiedeva che voleva, che t'ha cercato, che voleva. Lei a livello di battuta, certo, si fa trovare nuda. No, perché c'era questo, tanto per dire che lei la ragione per cui lo stava cercando e che la signora Conti insistentemente le chiedeva non la conosceva. Non la so quindi tuttora. erano soltanto delle ipotesi. Certo. Va bene, io non ho altre domande, Presidente. Senta, lei ha fatto riferimento, mi sembra, nella parte iniziale della sua deposizione, quando ha parlato col pubblico ministero, che andavo diverse volte a casa di Rocco prima per prendere l'accordo e poi anche per pagare, giusto? Sì. Qualche volta è andato forse anche la Conti, ma su questo rapporto sì. di 5.000 euro? Sì, credo di sì. Qualche volta lei è andato insieme con la Conti? Sì, credo di sì. Sempre sì. per pagare? Sì. Senta, ma al momento in cui lei ha chiesto a Rocco se gli dava questi soldi, la signora Morelli c'era? Scusami? La signora Morelli c'era quando lei ha preso l'accordo sul prestito di 5.000 euro? Non lo ricordo di preciso. Successivamente ricorda se ci sono stati momenti in cui lei è andata a casa e ha pagato per questo prestito e ha pagato nelle mani o alla presenza della signora Morelli, cioè della moglie di Casamonica Rocco? Non lo ricordo. Nelle mani no. Nelle mani no, quindi no. Esclude che abbia mai dato somme di denaro nelle mani della Morelli? No, non mi ricordo, non credo.
E lei sa se la signora Morelli è presente in aula oggi? No, No? Non lo sa? non lo so. Non ha guardato? Non ha mi sono visto, guardato non ha manco notato nessuno? intorno. Non si è guardato intorno. Va bene. Ok. Deve fare Io ne ho una in domanda esame in perché, chiusura. Va bene. a meno che non ho compreso male io, lei su mia domanda aveva risposto che in qualche occasione c'era presente la signora Morelli quando è andata a casa di Rocco Casamonica a portare questi soldi. Ora a domanda del Presidente invece ha detto di non ricordare, quindi io voglio capire qual è la sua versione definitiva, perché io le ho anche chiesto a testimonianza se la signora avesse mai domandato in quelle occasioni al marito spiegazioni sui motivi della sua presenza dentro quella casa, e lei mi ha detto no, davanti a me no, poi se l'hanno fatto per i fatti loro non lo so. Quindi signor Fusco, io la invito un attimo a fare mente locale, perché a me ha risposto una cosa, al Presidente ne ha risposto un'altra. No, guardi avvocato, ci sono le trascrizioni, sì, ci possiamo fermare e ascoltare la registrazione quando vuole. Allora, la sua domanda... Ha detto se aveva visto prendere i soldi in mano, ha detto non mi ricordo se ci fosse la moglie. Quindi non è che Allora, ha detto siccome noi due cose prendiamo diverse. appunti nella contestualità, quindi magari vediamo i nostri Esatto. appunti nell'immediatezza. Sì, no, io ho chiesto, la mia domanda è stata Se avesse mai pagato nelle mani? avesse pagato Allora nelle non c'è mani. contrasto, basta. Allora rimane fermo quello che ha detto lui. lui. Lui ha detto no, e sul fatto del giorno non ricordava se del giorno dell'accordo, insomma, del prestito, non ricordava se fosse presente. Sì, avevo inteso male la domanda e anche la risposta del test, allora non c'è contrasto e lascio... Possiamo liberarlo? Vediamo se c'era un attimo. Ma lei si ricorda della signora Morelli? Cioè, innanzitutto parliamo della signora Morelli, lei ha sempre solo parlato di Lilli, che la signora Morelli sia la moglie di Rocco Casamonica, lei non ce l'ha detto, no? Nel senso, forse non lo sa neanche, La Sì. signora Morelli, lei se la ricorda? Poco, Cosa si ricorda di questa signora? poco. Quel poco. Capelli chiari, Capelli chiari. un po' Chiari chiari. che vuol dire biondi o castano chiaro? Castano chiaro, Castano forse. chiaro. L'ho Poi? vista pochissime volte, non è che ho sto ricordo... Però diciamo che lei è andato, scusi, questo suo ricordo è relativo a questo episodio dei 5.000 euro oppure l'aveva vista anche prima? No, quando prima mai. Ha pagato No. i famosi 25? No, prima mai. Prima non l'aveva vista mai? Mai. E No, avrò con vista in 2 o 3 casi nell'arco delle 10 volte che ci sono andato per restituire quelli, l'avrò vista 2 o 3 volte. Quali? I 25.000 o i 5.000? I 10, 1000, i 5.000. Ah, i 5.000. Quindi dice l'avrò vista un paio di volte durante i famosi 10 mesi in cui Del pagamento dei 5.000. I famosi 5.000. Quindi lei si ricorda che era capelli chiari, poi che si ricorda più? Statura 1,70. Io dovevo mostrare un album fotografico, vi chiedo scusa, ho rammentato questa circostanza, quindi col C'è permesso... un'attività Sì. di individuazione, allora ci fermiamo qua. Sì, se posso Presidente, allora mostrare questo album fotografico per vedere se riconosce ovviamente le persone di cui ha parlato oggi. Ma non c'è in aula la... allora si è allontanata perché era presente oggi, no? La signora? E dov'è? Ah, è qua. Ok, va bene, vai, mando giù. Prego. Elimino l'ultima pagina che contiene le generalità, Certo. È un album composto di 10 effigie fotografiche. Va bene, immagino che le parti lo conoscono, comunque se lo Sì, è vogliono esattamente vedere. lo stesso album che poi è stato mostrato nella fase dell'indagine, ovviamente Vabbè, a colori. aspetti un attimo, prima lo fa vedere al tribunale. E ne ho una copia, Presidente, che lo produco subito. Se vuole, gli do una copia che lo produco subito. No? Ah, una cosa? Sì. Ok. Sì, no, volevamo... Allora, no, per capire...
Va bene, vediamo. Vabbè, diamo atto, adesso lo mettiamo a verbale appena la signora si può sedere. Vabbè, tanto risulta pacificamente. Allora, diamo atto allora che il pubblico ministero chiede che venga esibito al testo il fascicolo fotografico redatto dai carabinieri del gruppo Frascati e costituito da 10 fotografie, senza ovviamente la leggenda con i nominativi delle persone. La leggenda l'ho eliminata, no, Certo, che sto mostrando lui però non c'è. quella che viene prodotta Sì, al c'è la tribunale leggenda. contiene anche la leggenda. Allora, prego. Allora, signor Fusco, scusi, diciamo è un atto che lei ha compiuto davanti ai carabinieri già un atto di individuazione, è stato mostrato un album. Sì. Ok. E allora le volevo chiedere di sfogliare con attenzione queste foto che le sono state mostrate in visione ora e indicare al Tribunale se tra queste foto vi è qualcuno dei soggetti che lei ha oggi menzionato, cioè Casamonica Rocco, Vincenzo Nunù e Lilli. Ok. Allora, foto numero 2 è Rocco. Foto numero 4 Lilli. E foto numero 9 Vincenzo. Gli altri non li conosco. Va bene. Poi il Presidente, se vuole do atto, non so, darà atto lei. No, comunque. diamo atto noi. Allora. Diamo atto allora che la foto numero 2 corrisponde a Casamonica Rocco, la foto numero 4 a Morelli Concetta e la foto numero 9 a Spinelli Vincenzo. Va bene. Scusatemi. Va bene. Allora, il fascicolo fotografico utilizzato per il riconoscimento viene acquisito al fascicolo dibattimentale. Allora, il testo lo possiamo liberare? Si può accomodare, grazie. Grazie. Arrivederci. Facciamo una breve pausa, mi dispiace la signora, c'è un'altra testa da sentire, però sono le 2, ci rivediamo 3 meno un quarto, va bene? Deve tornare 3 meno un quarto. Presidente, mi scusi, da Roma. Lo so, però noi non possiamo. No, se trovo Presidente, mi scusi. Aspetti un attimo, scusi, sto parlando con un avvocato. Se ha qualcuno che ci indica ora che si prende l'impegno di tornare, perché l'altro giorno la sua collega non è più tornata e noi siamo trovati in difficoltà nella prosecuzione di udienza. Quindi per me, se c'è un altro avvocato, ma soprattutto che si prende la difesa d'ufficio che stava assolvendo lei, ovviamente, 97 quarto comma. Sì, no, quindi prima che se ne vadano, se mi dà una sostituzione non ci sono problemi. Prego. Scusate un attimo, che ci chiamavano. Prego. Sì, da Roma, l'imputato Casamonica Salvatore intende rinunciare al proseguo del... Casamonica chi? Mi sentite? Casamonica Salvatore. Classe 88. Scusi, intende rinunciare al proseguo dell'udienza odierna. Ok, classe 88? Sì, classe 88. Grazie. Sì, allora, Presidente, mi allontano anch'io che sono quindi, la sostituta dei Presidente, difensori. Scusate però, abbiate pazienza, se sto Presidente, parlando con loro non scusi. posso parlare con lei avvocato. Allora, il Casamonica Salvatore, la classe 88 si allontana, l'avvocato mi stava dicendo? Sì. E poi però qualcuno io glielo devo... basta che... no, aspetti un attimo perché... Allora... Chi è l'avvocato Coltrinari? Collega. Ma lei però difende una posizione? Quindi come delle difese... No. Se non ci sono... Se non torno, insomma. No, lei è anche iscritta nelle liste di difensori d'ufficio e rientra alle 3 meno un quarto e qua. Va bene, allora la nomino per le posizioni dell'avvocato Severi, però diciamo tendenzialmente quando siete per l'ufficio dovete rimanere... No, che devo ricambiare tutte le nomine a tutte le posizioni in cui era...
Ma questi processi non finiscono la mattina, avvocato. Va bene, diciamo. Va bene, sostituisce la collega Agnese e il difensore prosegue nella difesa d'ufficio assolta dall'avvocato Severi. Mi scusi, signor Presidente Tavoghera. Sì, prego, va bene, prego. L'imputato Casamonica Guerrino vorrebbe rientrare in reparto per il periodo di sospensione. L'importante è che alle 3:15 siete però presenti per la riattivazione. Ok, va benissimo, buona giornata. Va bene, grazie, arrivederci. I siti sono collegati? Infatti, aspetti, dobbiamo fare un conto di quelli che avevamo tolto. Allora, riprendiamo velocemente per vedere se i siti collegati ci sono tutti. Non c'è bisogno che mi diciate se non che tutto è come prima, nel senso che c'è il detenuto e quindi è più veloce. Allora, dunque Alessandro aveva già rinunciato a comparire, però io non vedo più difensori, che dobbiamo fare? Lei difende tutti, Presidente, sostituisce tutti? In merito a questo io sostituisco l'avvocato Ippolita Naso e l'avvocato Giannone per le posizioni loro e poi diciamo come già da verbale per quelle dell'avvocato l'avvocato Bruzzese. dunque Coltrinari dov'è? No, lo so che l'orario della pausa è sempre un po' critica per tutti, però cerchiamo di essere puntuali, noi anzi aspettiamo sempre una decina di minuti, però non è che ci può essere il deserto così, perché se dobbiamo ricominciare a aspettare gli avvocati, io che faccio? Metto uno in sostituzione di tutti? Allora, l'avvocato Roma non c'è più, quindi chi la sostituisce? Nessuno. L'avvocato di Cosimo, scusi, allora. Va bene. Corropoli che lo sostituisce. Ha lasciato la sostituzione Corropoli, vediamo un po'. L'avvocato Isabella Severi che a sua volta è sostituito dall'avvocato Che non è presente in aula. Così però non va, No, anche, sì, noi abbiamo dato anche un po' di margine, perché però a questo punto non è possibile, cioè non è che possiamo aspettare oltre. Allora, intanto mettiamo a verbale che l'avvocato Di Michele sostituisce gli avvocati Giannone e Naso, sia Bruno che Ippolita, per tutte le relative posizioni. Poi non so se l'avvocato Ippolita Naso si era messa in sostituzione di qualche collega, ovviamente sostituisco anche quel collega. Lo so, ma bisogna capire che non è che possiamo Mi ricordo scrivere se questo. all'inizio dell'udienza avesse sostituito qualcuno. No, mi sembra forse Giannone. Giannone mi sembra. No, e l'altro collega, scusi, l'altro collega che è un Bruzzese. Ah, vabbè, no, quello ci sono io. Bruzzese c'era un collega che sostituiva Bruzzese. E sono io, Presidente. No, era lei per Bruzzese? Allora chi era l'altro che sostituiva? Ah, ok, allora era lei. Biffa. No, ma se vuoi, sì, mi metto allora in sostituzione l'avvocato Pasquetti. Allora, Roma abbiamo detto, poi l'avvocato Giraldi non lo vedo più, l'avvocato Colosimo. Sì, questo forse l'avvocato Giraldi ce l'aveva detto, sì. Poi l'avvocato Fiorino non lo vedo più. Allora, l'avvocato Barraco sostituisce l'avvocato Fiorino. Quindi sostituisce anche l'avvocato Mancuso, che a sua volta era stato sostituito da Fiorino.
No, però capite che dovete stare qua quando è l'orario di ritorno, perché sennò sì, no, non possiamo, questo sostituisce quello, diventa una confusione infinita, Sì, per carità, però insomma, sennò non perdiamo il punto. Anche perché io non è che posso rifare proprio tutta la Costituzione delle parti, do per inteso che le persone ci siano. La Garcea non c'è più e quindi la Garcea che lo sostituisce? La Coltrinari. E allora chiedo alla cancelliera se mi dice quali sono le sostituzioni che sono state già messe a verbale, così forse facciamo prima. Arianna Agnese dall'avvocato Barbara Di Poma. Poi c'era di nuovo l'avvocato Dani Benati che poi se ne è andato agli ultimi, penso che ci devono mettere per forza la Coltrinari. Michele Gonopoli, c'era l'avvocato Isabella Severo. Poi Manca, mi sembra. Manca lo sostituisce sempre l'avvocato Di Michele perché l'ha sostituito l'avvocato Ippolita Naso. Poi l'avvocato Belardi, però che non c'è più adesso, che sostituiva Cianferoni e Sabato. Per la posizione di Casamonica Salvatore, gli avvocati Cianferoni e Armando Sabato erano sostituiti dall'avvocato Tania Belardi, che poi è andata via e non ha lasciato sostituti. E quindi è l'avvocato Coltrinari a questo punto. Poi Di Petroro, quindi avvocato Coltrinari, sempre per le posizioni che già erano state sostituite di ufficio. Quindi mi riferisco anche all'avvocato Tilia per Bartolomeo Cataldo e Bartolomeo Luca. Quindi l'avvocato Di Michele anche per l'avvocato Anna Romano che era sostituito dall'avvocato Ippolita Naso. Poi Coltrinari anche per la posizione di Marcelli Fabrizio per l'avvocato Bellotti. Poi gli avvocati invece Colosimo e Siviero ci sono. Dunque la parente la sostituita dall'avvocato Barraco e quindi che è lei che c'è. Poi Golemme abbiamo già detto. L'avvocato Golemme è l'avvocato che difendeva Spada Lizzo, Spada Celeste, Spada Cristina e è l'avvocato del turno, Coltrinari. L'avvocato Coltrinari. E l'avvocato di Cosimo Sce, va bene. E le parti civili mi sa che non è rimasto più nessuno, però anche lì solo se lo dite alla cancelliera che andate via perché almeno ci rendete più agevole la ripresa dei lavori. Diciamo. Presidente, ci sono io in sostituzione dell'avvocato Amato per SOS Impresa e anche in sostituzione dell'avvocato Felicia D'Amico per l'associazione Caponnetto e l'avvocato D'Amico tra l'altro sta arrivando, l'hanno bloccata in aula 7 in un'altra udienza. Va bene. Dunque dobbiamo adesso procedere all'esame dell'altro test che era la Conti mi sembra, giusto? Va bene, facciamole entrare. No, scusate, per i siti ci siete, tranne quelli che erano scollegati perché gli imputati, gli altri sono tutti attivi? Sì? Sono tutti presenti? L'avevo detto anche l'altra volta, chiedo ai siti soltanto di segnalarmi se il detenuto non c'è più, altrimenti vi do per presenti così come già indicato a verbale. Giusto? Vabbè, non risponde nessuno quindi. Adesso appena
Buonasera signora Conti, prego si accomodi. Allora, preliminarmente la devo invitare a leggere quella formula con cui si impegna a dire la verità. Prego. Aspetti che forse non è attivo Ecco, adesso sì, prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Perfetto, come si chiama? Conti Eleonora. Dove è nata e quando? A Roma, il 15477. Bene, adesso risponderà alle domande delle parti. Prego il pubblico ministero. Sì, grazie Presidente, buonasera signor. Senta, preliminarmente volevo chiedere, lei nel 2014 se svolgeva attività lavorativa, se sì quale e dove? Sì, lavoravo in un'officina meccanica. In un'officina meccanica? Via dell'Acqua Vergine, la nuova car service. Posso chiedere la cortesia di avvicinarsi un po' perché la sento bassa. Quindi mi ha detto un'officina meccanica? Nuova car service si chiamava, via dell'Acqua Vergine. Per quello che è il suo ricordo, lei comincia a lavorare in questa officina da quando? Dal 2014, febbraio. Dal febbraio del 2014. Con che mansioni? Segretaria. Di segretaria. Questa nuova car service? Non l'abbiamo sentita più. Ogni tanto adesso ci siamo. Ok. Chi gestiva questa officina meccanica? Erano in 3. Fabio Fusco, Giuseppe Parlato e Paolo. Non mi ricordo. Succede? Ok. Ma che significa erano 3 soci. Aperto. Aspetti un attimo signora. Non so se c'è qualche microfono aperto in qualche sito collegato. Se c'è qualche microfono vi prego di chiuderlo, se no vi sentiamo. Prego, pubblico ministero. Sì, dicevo... Erano 3 soci. 3 soci? Sì. Quindi questo Fusco Fabio, parlato Giuseppe, ha detto è questo Paolo. Questo Paolo... E il cognome è straniero. Di che nazionalità era, lo sa? Polacco. Polacco. Lei lavora in questa officina fino a quando, se lo ricordo? 2015. Il mese? Settembre. Settembre 2015. E il suo rapporto di lavoro termina con questa nuova car service perché? Perché Fabio pure era andato via e Cortesemente sempre il cognome. anche Fabio era andato via per determinate cose. Sì, il cognome di Fabio? Fusco. Era andato via anche Fabio Fusco. Sì. Lei sa per quali ragioni? Per quali ragioni Fabio Fusco era andato via dalla nuova car service? Non gli piacevano determinati atteggiamenti di Parlato Giuseppe. E più specificamente che significa atteggiamenti di Parlato Giuseppe? Non so che dire. Prego? Per quello che poi si è rivelato dopo, insomma, non è che era... No, però signora non è che deve dare delle valutazioni. No, io voglio sapere se lei ha saputo di problemi oggettivi. Prego. Spesso lei ne ha fatto una domanda su situazioni oggettive di cui lei si è venuta a conoscenza, comportamenti del parlato, non diciamo una valutazione di quello che è avvenuto. Fatti concreti che erano all'origine di queste difficoltà e che avevano indotto il Fusco anche ad allontanarsi. Non so che dire. Cioè, non so che non dire, mi viene, nel non senso- mi viene. Ha mai saputo se c'erano stati dei problemi tra il Fusco e il No, Parlato? quello no. No. Senta, allora facciamo così. Lei, un signore che si chiama Casamonica Rocco, l'ha mai conosciuto? Sì. L'ho conosciuto quando e per quali ragioni? Ma Rocco lo conosco dal 2009, perché comunque già lavoravo anche prima noi nell'officina con i vecchi proprietari, quindi lui veniva ad aggiustare la macchina lì e l'ho conosciuto là.
E lei sa se qualcuno dei soci della nuova car service avesse rapporti con Casamonica Rocco? Beh, Giuseppe Parlato lo conosceva da parecchio, abitando nella stessa zona. Questo come le risulta? Dico, come lo sa questa circostanza che si conoscevano? No, perché lo so, lo diceva pure Giuseppe, poi è della Romanina, quindi... Sa se, oltre a questo rapporto di conoscenza, gli altri due soci, per quello che le risulta, quando è stata aperta la nuova car service, conoscevano Casamonica Rocco? Sì. Lei sa se c'era, a prescindere da questo rapporto di conoscenza, altri rapporti tra qualcuno dei soci della car service e il Casamonica Rocco? No. Lei ha mai saputo se qualcuno dei soci della nuova car service abbia dovuto far ricorso a dei prestiti? Sì, Fabio Fusco. Come? Fabio Fusco. Io sto facendo riferimento a prestiti per l'attività. Ah no, per l'attività no, non so nulla. Scusa. Allora, Fabio Fusco invece le risulta che ha chiesto un prestito? Sì. Ha chiesto un prestito, in quale maniera e per quali ragioni? Ha dovuto chiedere il prestito per una cosa che ha dovuto pagare riguardo a un debito appunto che ci aveva Giuseppe Parlato. Però signora, Dopo che è dovrebbe andato essere via. un po' più dettagliata nel racconto, le spiego perché Io non so tutto, io conosco, so no, ma infatti solo quello che sa vogliamo sapere, non quello che non sa non glielo chiediamo. Le spiego, io so di che cosa stiamo parlando perché lo ho so. un verbale. I No, difensori... lo so pure io, però non so come dirlo. Allora, No, non si preoccupi. Allora, le spiego, quindi lei dovrebbe far finta che è la prima volta che dice queste cose, perché il Tribunale non le conosce, quindi gliele dobbiamo spiegare. Allora, quando Fabio ha lasciato la nuova car service, dopo un po' è stato contattato perché doveva pagare una quota da dividere in 3, questo so. Allora, è stato contattato da chi? Da Rocco e Vincenzo. Rocco e Vincenzo. Questo Vincenzo chi è, se lei lo sa? Vincenzo Spinelli? E questo Vincenzo insieme a Casamonica Rocco, è questo di cui sta parlando Vincenzo Spinelli? Sì. Sa se ha un soprannome questo? Nunu. Una quota, lei ha detto, è stato contattato per una quota da dividere, dovrebbe specificare meglio, che significa? So che dovevano dividere 75.000 euro, quindi 25.000 euro per uno. 25.000 euro per uno li doveva dividere chi? Fabio, Paolo e Giuseppe. Fabio e Fabio Fusco? Fabio Fusco, Giuseppe Parlato e Paolo. E questa quota da dividere si riferiva a che cosa, per quello che lei ha saputo? Non lo so. Questi soldi, che complessivamente fanno 75.000 euro, che queste persone pretendevano, erano riferibili ai rapporti tra chi e chi? Questo no, non lo so, sinceramente. Non sa qual era l'origine di questo debito? So che Giuseppe Parlato aveva chiesto un qualcosa per iniziare l'attività, penso, dell'officina. Giuseppe Parlato aveva chiesto un qualcosa, che significa? Ma avrà chiesto una quota per iniziare l'attività dell'officina, magari a Rocco e a Vincenzo, non so. Ma sono cose che, perché magari... Sentito dire, io non mi sono mai sentito dire, impicciata. infatti noi vogliamo sapere, poi le chiederò da chi l'ha sentito dire. Lei ha sentito dire che cosa? Che Parlato Giuseppe aveva chiesto cosa e a chi? A Rocco una quota per iniziare l'attività dell'officina. A Rocco? Casamonica. Una quota di quanto? Lei lo sa? No. L'entità di questa quota che era stata chiesta lo sa? No. Lei ricorda di essere stata... Questa circostanza lei l'ha saputa da chi? Dice io l'ho appresa da altri. Da chi? Fabio Fusco. Da Fabio Fusco. E sa
Fusco da chi l'avesse appreso a sua volta? Beh, penso che avranno parlato tra di loro, non lo so. Che a lei risulti... Quello che lei sa, signora? Sì, sì. Hanno parlato tra di loro? Penso, non lo so. Che a lei risulti questo della richiesta di prestito che il Fusco aveva fatto a Rocco Casamonica, erano a conoscenza gli altri due soci all'inizio? O lo hanno scoperto in corso d'opera? No, Fabio Fusco so che l'ha scoperto in corso. Di Paolo? Non lo so. sa nulla? No. Ok. Quanto alla quota, lei ricorda di essere stata sentita dai Carabinieri? Sì, sì. Il 2 agosto del 2018 in 2 occasioni e poi successivamente l'11 marzo del 2019. Nel primo verbale del 2 agosto del 2018 lei dichiara questo: mentre ero in officina ho avuto modo di sentire dei discorsi tra i soci, da cui ho appreso che parlato Giuseppe, che abita vicino casa di Casamonica a Rocco, si era rivolto a quest'ultimo, fin qua nessun tipo di problema, per un prestito di 40.000 euro per far fronte a spese dell'officina. La conferma questa dichiarazione? Sì, sì. Oltre a questa circostanza, lei nel dettaglio ha saputo quali erano stati gli accordi presi tra il parlato e Casamonica Rocco? No. Lei poi stava facendo riferimento a questa richiesta che era stata avanzata a Fabio Fusco, se ho capito bene, giusto? La riusciamo a collocare nel tempo? Cioè, non ho capito. Quando, per quello che lei ha dichiarato, Casamonica Rocco e Vincenzo Spinelli hanno chiesto a Fabio Fusco questi 25.000 euro? Guardi, facciamo così, lei per quello che è il suo ricordo lavorava ancora alla Nuova Car Service? No. Era andata già via? Sì. Quindi siamo dopo il settembre 2015? Sì. Quando gliene parla Fabio Fusco di questa cosa? Verso dicembre. Verso dicembre del 2015? Sì. E esattamente che cosa le racconta? Ce lo può spiegare per bene? No, vabbè, mi aveva chiamato dicendomi che l'avevano contattato e che comunque non sapeva come fare. Non sapeva come fare, che significa? Per pagare, cioè voleva qualche consiglio. Non aveva i soldi? No. Ma le ha spiegato perché, visto che, almeno per quello che le ha raccontato Fusco, lui non sapeva, non era stato lui a chiedere questo prestito, lo so. perché si erano rivolti a lui per chiedere questa somma di denaro? Anche a lui per chiedere questa somma di denaro? Gliel'ha spiegato Fusco? Io? No, se Fusco gliel'ha detto a lei. Ah, a me? No, non mi ha raccontato tutto. Le ha spiegato in che occasione era avvenuta questa richiesta? Come era andata la situazione? No, so che aveva parlato con Rocco e con Vincenzo e si era poi messo d'accordo con loro. E le ha spiegato, aveva accettato questa richiesta per quello che lei sa? Sì. Le ha spiegato il motivo per il quale si era determinato ad accettare una richiesta di questo tipo? Penso poi magari per non avere, avere altri problemi. Per non avere... ascolti, pensi no. No, penso no, per non avere problemi. Questo gliel'ha detto Fusco? Sì. Problemi di che natura? No, così, cioè problemi, nel senso non essere più cercato. Sì, che intende? Scusi, perché basta dire no, io non ti devo nulla, arrivederci, cazzo, che significa problemi? Lo so, però magari lì per lì non è facile. E non è facile perché? Non lo so. Io però non posso chiedere specificazioni a quello che lo so, io non so dice lei rispetto a quello che le ha detto Fusco. Fusco le ha detto ho accettato per non avere problemi. Allora le chiedo, le ha specificato Fusco di che tipo di problemi stessimo parlando, posto che, sempre per quello che le riferisce Fusco, lui non aveva alcun rapporto in prima persona con il Casamonica Rocco. Quindi le ha spiegato di che tipo di problemi stessimo parlando e che lui voleva evitare?
Cioè, io lo capisco che è difficile venire riferiti davanti a un tribunale, però lei ha l'obbligo di dire la verità rispetto alle circostanze che le vengono domandate, quindi io capisco tutte le difficoltà e capisco bene anche la sua posizione, però lei oggi è qua e ci deve dire le cose che sa e che ha avuto modo di percepire direttamente. Non avere problemi, magari non essere più cercato, uno comunque, non lo so, questo, non essere mai più cercato. Che significa non essere più cercato? Non lo so, non è stata una cosa per sola mia, non è successo a me. Sì, lo so, ma infatti le sto chiedendo non quello che lei... Le sto chiedendo semplicemente quello che Fusco le ha detto e partiamo da una sua risposta. La sua risposta è che dice io ho accettato per non avere problemi. Sì, ok, pure. Allora io conseguentemente sono costretto a domandarle se Fusco le ha spiegato di che tipo di problemi stessimo parlando, posto che, sempre per quello che lei ha saputo da Fusco, lui non aveva alcun tipo di rapporto di debito con questi signori, che gli stavano chiedendo una somma che, per quello che dice Fusco, non era dovuta. Quindi le ha spiegato che tipo di problemi Fusco voleva evitare per acconsentire ad una richiesta che a lui non doveva essere avanzata? No. Non gliel'ha spiegato. Lei gliel'ha chiesto? No. Lei da quanto conosce Fabio Fusco? Dal 2009. Dal 2009, quindi diciamo al 2016 erano 7 anni. Che tipo di rapporti avevate? Conoscenza? Eravate amici? No, colleghi all'officina. Colleghi all'officina. Eravate amici? Sì. Dico, lei ad un amico non gli chiede che tipo di problemi vuole evitare? Gli ho chiesto se ha chiesto a Fusco che tipo di problemi, prego, sto precisando la domanda. Gli ho chiesto, no, non ho chiesto una valutazione. Ha chiesto a Fusco, non gliel'ha riferito. Lei ha chiesto a Fusco che tipo di problemi vuoi evitare nell'acconsentire a questa richiesta? Ha detto di no. Ma magari evitare poi di essere cercato. Io non voglio una sua valutazione, io voglio sapere solo quello che Fusco le chiede. Quindi, se lei gliel'ha chiesto a Fusco che tipo di problemi voleva evitare? Gliel'ha chiesto o no? No. Va bene. In che maniera, quindi lei dice Fusco ha consentito a questa richiesta? Sì. Lei sa in che maniera Fusco ha fatto fronte a questi pagamenti? Sì, mi ha chiesto aiuto e abbiamo preso un prestito a nome mio. Innanzitutto, se lei sa in che maniera ha restituito questi soldi? Sì, ogni mese per 10 mesi. Ogni mese per 10 mesi? Per 10 mesi, 2.500 euro ogni mese. Ogni mese. Stava parlando di questo finanziamento, sì. Se può riferire nel dettaglio. Si può riferire nel dettaglio che cosa intende? Sì, abbiamo chiesto un prestito di 20.000 euro. Abbiamo che significa? Vabbè, chi lo ha chiesto? ho chiesto un prestito a nome mio di 20.000 euro. Lo ha chiesto in che maniera? A chi? A Lagos. A Lagos, tramite una banca. Quale banca, se lo ricorda? Banca Popolare di Novara. Ma dove lei aveva il conto? No, me l'hanno aperto lì, proprio quando ho chiesto il prestito. Quindi l'ho aperto dove? In che agenzia? Dove è situato? Al centro, sta via Marzio, non mi ricordo bene. Lei riesce a ricordare quando chiede questo finanziamento? Sì, intorno ad aprile, marzo, aprile. C'è un qualche evento che le riesce a fare? Marzo di che anno? Guardi, lo finisco nel maggio del 2023, quindi dura 7 anni. Marzo-aprile di che anno innanzitutto? Maggio-aprile 2020. Marzo del 2016. Marzo del 2016. Sì. C'è un qualche evento che le riesce a fare? Me lo ricorda? Sì. Sì, una cosa mia personale. Ok, quindi c'è diciamo un evento a cui lei riesce ad agganciarlo. Sì, sì. Senta, col permesso del Presidente, io le vorrei mostrare questo... Poi mi ricordo la data che finisce, quindi... Vuole produrre il contratto di finanziamento? Glielo volevo mostrare, produrre, sì, immagino, le e parti, per poi finalizzato a produrlo. Conoscono le parti? Sì? Di matto che viene appunto esibito dal pubblico ministero la teste, il contratto di finanziamento intestato alla Teste Conti Eleonora da parte della società finanziaria Agos, datato 5 aprile 2016. Prego.
Allora, innanzitutto, signore, volevo chiedere se lo riconosce come il contratto di cui sta parlando ora. Sì. Ok, allora la specificazione la voglio chiedere. Lei ricorda che importo aveva chiesto di finanziamento? 20, solo avevo chiesto 25, però non me l'hanno consentito. Quindi aveva chiesto l'intero importo, Sì. diciamo, che il Fusco doveva, e le hanno erogato? 20. Però io avevo un altro prestito da finire, quindi hanno ritirato intorno ai 4.000 euro di un vecchio prestito che stavo finendo di pagare. Un prestito per cosa? Per la macchina. Per una macchina. Quindi lei chiede 20 e le danno Intorno a nemmeno 16.000. nemmeno 16.000 euro. Sì. Questi soldi che destinazione hanno avuto poi? Li abbiamo usati per darli a Vincenzo. In che maniera questi soldi poi arrivavano, diciamo, da lei a Casa Monica Rocco? Davo lo sportello, il bancomat, e ritiravo in 2 giorni, così, e li ritirava portavamo. che importo? Fino a 1.500. Aveva come giornaliero. limite lei, giornaliero, Sì. e quindi 1.500, 1.000. quindi ritirava 1.000, poi mensilmente in contanti, se ho capito Sì, bene? dal bancomat. E li consegnava a chi? O io o Fabio andavamo da Vincenzo, Nunu. Quindi anche lei si è occupata di restituire tanto, sì. di questi soldi, consegnare questi È soldi? successo raramente, ma è successo. Quante volte sarà capitato più o meno? 3-4 volte. E le altre volte chi li ha consegnati? Fabio, Fusco. Tutte le volte questi soldi sono stati consegnati nelle mani di Spinelli Vincenzo? Sì. Lei sa dove abita? Dove le consegnavate? Al Quadraro. Al Quadraro. Ma dove le consegnavate? A casa. A fuori. casa proprio di questo. Fuori. E questo Spinelli abita al Quadraro? Sì. Abitava. Lo stava dicendo, se lo può specificare, questo finanziamento è stato estinto poi? No, ancora Questo qua? No. no. No, finisce a maggio del 2023. E chi lo sta pagando? Fabio Fusco. In che maniera? Mensilmente, ogni mese mi dà i soldi e io li verso in Quindi banca. ogni mese le dà i soldi, Sì. i soldi che lei poi versa? 300, intorno ai 370. Che a lei risulti il Fusco ha pagato tutti i 25.000 euro che gli sono stati richiesti? Sì, tutti. Lei sa in che maniera, perché le somme che lei ha dato a Fusco sono 15.000 Sì, una parte euro. gliel'ha prestata al padre. Quindi gli ulteriori 10.000 euro sa da dove siano Sì, venuti? sì. Una parte gliel'ha prestata al padre, intorno ai 5.000, e il resto Fabio comunque lavorava. Dal settembre 2015 lei sa che lavoro, dove lavorasse Fabio Fusco? Sì. È sempre officina meccanica. Dove? Lo sa? Si era sistemato a via Bruno Pelizzi, sulla Tuscolana. Fino a quando c'era avuta questa attività, lo ricorda? No. Non voglio dire Lei la data. quando è andata via dalla nuova car service ha continuato a lavorare? No, sono stata disoccupata e aiutavo comunque Fabio con le cose di lavoro dell'officina. Senta, ma lei ha capito, gliel'ha spiegato Fusco che c'entrasse in questa storia questo Spinelli? Cosa c'entrasse? Sì, perché per quello che lei aveva saputo originariamente i soldi erano stati prestati da Casa Monica Rocco, cioè perché poi voi avete... No, questo no, non lo so. Non lo Però, sa. no. Lei sa soltanto che poi gli avevano chiesti entrambi questi soldi. Sì. Questo è quello che le spiega Fusco.
Senta, lei è certa, no, di aver consegnato questi soldi allo Spinelli e che lo Spinelli abbia avuto questo ruolo nel rapporto tra Fusco e Casamonica Rocco? Sì. È certa? Perché lei ricorderà che nel verbale del 2 agosto del 2018 lei non aveva fatto riferimento, nel primo verbale lei non aveva fatto riferimento allo Spinelli, poi lo menziona nel successivo verbale fatto ad integrazione sempre quel giorno. Sì, è vero. Può spiegare perché all'inizio non l'aveva menzionato e poi dopo? Perché lì per lì, a parte che non mi veniva in mente, tante cose non mi venivano in mente e non lo so perché. Sì, ma il dato che poi invece l'ha indotta a ricordare, cioè c'è stato un dato oggettivo che poi dopo le ha detto guardate mi sono sbagliata, in realtà è andata così, o cioè, ha fatto mente locale, ha riflettuto, qual è il... No, Fabio poi è uscito dai carabinieri e mi hanno detto di rientrare di nuovo e là poi ha fatto mente locale e ha ricordato sì. Questa vicenda. Senta, le risultano, oltre a questi di cui ha già parlato, altri rapporti tra il Fusco e Casamonica Rocco? Sì. Di che natura e che cosa le risulta? Fabio doveva dare 5.000 euro a un vecchio operaio e non sapeva dove prendere i soldi e ha chiesto un favore a Rocco. Un favore di che tipo? Innanzitutto se riusciamo a collocare nel tempo anche questo. Favore di soldi, se gli poteva prestare dei soldi. Lo riusciamo a collocare nel tempo? Quando? Sì. No. Nel verbale del 2 agosto, il primo verbale del 2 agosto del 2018, lei dichiara nel marzo-aprile del 2017, la conferma questa dichiarazione? Sì. Che importo serviva a Fusco? 5.000 euro. 5.000 euro. E in che maniera si è rivolto a Casamonica Rocco, lei lo sa? Chiamandolo. E poi che succede? Cosa è successo dopo, lei lo sa? Gli servivano questi 5.000 euro, si è rivolto a Casamonica Rocco? Si sono messi d'accordo loro, gliel'ha dati e poi ogni mese gli portava... Che accordo hanno preso Casamonica Rocco e Fusco, lei lo sa? No, so che gli ridava sempre per 10 mesi 1.000 euro ogni mese. Quindi sa che Fusco ha restituito a Casamonica Rocco 1.000 euro al mese per 10 mesi? Questo come lo sa? Lo so perché pure lì andavo anche io a consegnarglieli. I soldi chi li ha consegnati a Fusco, lei lo sa? Non lo so, no, non c'ero. È certa di questo? Sì, sì. Cioè non c'ero quando gli ho dato i soldi, no, non ho visto niente. Perché nel verbale del 2 agosto lei dice questo: ero presente anche io quando Fabio ha ricevuto i soldi da Casamonica Rocco. Sì, stavo giù in macchina, però non ho visto quando gli dava i soldi, se è quello che intende, no. Allora che cosa sa e come sono andate le cose? Allora, lei all'incontro in cui Fusco chiede i soldi non ero a presente, Casamonica, mi perdoni se no non viene la registrazione, all'incontro in cui Fusco chiede i soldi a Casamonica Rocco e si mettono d'accordo, lei c'era? No. Sa se è la stessa occasione in cui sono stati consegnati i soldi o se i soldi gli sono stati consegnati in un'occasione successiva? No, in un'occasione successiva.
Stava parlando di questa occasione successiva della consegna dei soldi. Spieghi che cosa è successo? Io sono andata con Fabio in macchina, ma sono rimasta in macchina, non ho visto niente della consegna. Quindi lei non è salita a casa, ma lei sa dove abita, cioè dove siete andati? Dov'è questa abitazione di Casa Monica Rocco? È alla Romanina. La via la sa? Barzilai? Via Barzilai. Via Barzilai. E che gli avesse consegnato i soldi in quell'occasione, lei come lo sa? Perché poi Fabio quando è sceso comunque me l'ha detto. Ma lei li ha visti, gliel'ha fatti vedere i soldi? Sì. E in che maniera gliel'ha dati? Lui? Sì. Assegni, contanti, No, contanti. bonifico? In contanti. Per quello che le risulta poi Fusco li ha consegnati al suo dipendente? Sì, sì. Sempre per quello che le risulta, questo prestito è stato interamente restituito? Sì. Come lo sa questo? Perché sono passati 10 mesi e gli ha dato tutto quello che gli doveva Sì, dare. ma a prescindere dal fatto che sono passati da 10 mesi, dico, Fusco le ha riferito di aver pagato tutto? Cioè lei è certa di questa cosa o... Oddio, la certezza, però sì. Ascolti, Fusco le ha mai detto di aver pagato per Sì, l'intero ha pagato tutto, questo? mi ha detto. Sì. E lei ha detto di aver in qualche occasione consegnato Sì. questi soldi? Quante volte sarà capitato? No. Sempre quelle 3-4 volte. 3-4 5. 3-4 volte 5. Lei li ha consegnati dove e a chi? A Rocco Casamonica. Dove? Sotto casa. Sotto casa? Sì. Non è mai salita su a casa? Sì, una volta sì, sono salita. E nelle occasioni in cui ha consegnato questi soldi chi c'era? No, lui da solo. Lui da solo. La volta che è salita a casa, dentro casa, chi c'era? No, non c'era nessuno. Ha visto Sì. solo Casa Monica Rocco? Sì. Senta, lei sa se Casa Monica Rocco poi è stato tratto in arresto? Sì, l'ho saputo dai giornali. No, un passo ancora prima, scusi, prima di questo. Lei sa se il Casa Monica Rocco e il Fusco si sentissero telefonicamente? No, solo quando gli doveva dare i soldi. Però era raro. Che significa quando gli doveva dare i soldi? Quando si avvicinava magari il giorno che gli doveva dare i soldi. Però non so niente di questo. Sì, ma questa circostanza è quando si avvicinava il giorno di dare i soldi, lo chiamava, a lei come risulta? Vabbè, perché Fabio poi me lo diceva, che l'aveva chiamato Rocco e doveva... Casa Monica Rocco ha mai cercato lei? A me? Sì. Sì. E, in che maniera e per quale motivo? No, vabbè, io sinceramente a me Rocco Casamonica non mi ha mai fatto niente. Ogni tanto lo incontravo pure alla Romanina con il figlio e io con la mia e ci salutavamo. Sì, no, ma io non intendevo questo, intendevo che la cercava per telefono, per quale motivo? No. No? Giusto se non riusciva a trovare Fabio, Quindi che non chiamava rispondeva. lei. Sì. E che voleva da lei? No, no, chiedeva se avevo sentito Fabio e basta, questo. Cioè per sapere se era rintracciabile, non ho Sì, capito. sì. Ma il riferimento era sempre a questo rapporto che avevano di restituzione di somme Sì. di denaro? Cioè la cercava per sapere dove fosse Fusco Sì. per questi soldi che doveva restituire? Sì, magari Per quello che a lei risulta, in questo arco di tempo che va dalla richiesta del prestito fino alla restituzione, oltre a questo rapporto di debito, c'erano altri rapporti tra il Casa Monica e Fusco? No, non so niente, no. Cioè avevano rapporti lavorativi, avevano rapporti... No, lavorativi no. Cioè c'erano altre ragioni per le quali Casa Monica Rocco No. cercava telefonicamente il Fusco? No. Questo è il senso della domanda. No. Quindi per quello che lei sa, Per l'unico quello che io motivo so, per sì. cui lo cercava per telefono era questo rapporto di debito, Sì. per avere i soldi. Sì.
Le stavo chiedendo se lei aveva saputo che poi Casamonica Rocco era stato tratto in arresto. Sì, ho detto di. Lei sa se successivamente all'arresto di Rocco Casamonica il Fusco abbia avuto rapporti con altri, sempre in relazione a questa vicenda del prestito? No. Sa se sia stato cercato da altre persone? No. Cioè so che no. Lei della famiglia del Casamonica Rocco ha conosciuto altre persone? Ho conosciuto la moglie. L'ha conosciuta perché? No, così, l'ho detto prima, li incontravo anche al centro commerciale, non ho mai avuto nessun problema con loro. Sa come si chiama la moglie di Casamonica? Lili. Lei la conosce come Lilli? Sì. Nome e cognome No. precisi li sa? No. Sa se il Fusco abbia avuto rapporti di qualsiasi tipo con questa Lilli? No. Sa se dopo l'arresto di Casamonica Rocco questa Lilli abbia cercato in qualche maniera il Sì, Fusco? questo sì, lo so. Ma che cosa sa? No, so che l'ha chiamato, ma non so nient'altro. Le ragioni per le quali l'aveva chiamato lo sa? Le No. ha spiegate Fusco? No. Ne avete mai discusso al telefono? No, mi ha detto soltanto che l'aveva cercato e non sapeva nemmeno lui per quale motivo. Ma il Fusco le ha mai fatto delle ipotesi sui motivi per i quali poteva cercarlo? Le risulta che il Fusco avesse rapporti con questa Lilli No. di qualsiasi tipo? No. Rapporti lavorativi? No. Rapporti di conoscenza? No. Le risulta che ci potessero essere altri motivi oltre a questo rapporto di debito che il Fusco aveva con Casamonica No. Rocco alla base di telefonate tra Casamonica Rocco e i suoi familiari? No. Cioè in quel periodo 2017-2018 Casamonica Rocco e Fusco avevano solo questo rapporto di debito Quello per che so quello io, che lei sì. sa, ovviamente. Lei ricorda di aver mai commentato col Fusco l'arresto di Casamonica Rocco? Sì. Che cosa ricorda? Sì, mi ricordo che Fabio mi ha chiamato e avevamo detto battuta, se fosse successo prima forse i soldi ci potevamo risparmiare, cioè i soldi li potevi risparmiare, così, una battuta, insomma. Le avete detto altro? Sì, abbiamo detto che comunque magari alla fine se non c'era Rocco ci sarebbe stato qualcun altro. Che significa? Che magari se Fabio doveva finire di dargli un qualcosa, Rocco sicuramente avrà detto a qualcuno che Fabio doveva dargli un qualcosa e non penso che sarebbe finita là. Ma un qualcuno chi? Ma non lo so, un familiare, non lo so. E perché non sarebbe finita là? Ma è stata un'ipotesi così, una battuta Sì, ma così, voglio non lo capire so. sulla base di quali dati oggettivi formulavate queste Allora, se a me ipotesi. qualcuno mi deve dare un qualcosa, io magari lo dico a mia sorella, a me mi carcerano, poi mia sorella magari va da quello e gli dice tu devi finire dai soldi a mia sorella. Questo intendevamo. Senta, la conversazione è progressivo 3108 RIT 4158/18 delle ore 16:38 del 20 luglio 2018. Lei è al telefono con il Fusco. Il passaggio è proprio quello di cui lei ha parlato. Non potevano, dice lei, vabbè è uguale. Cioè lei stava dicendo una cosa, non potevano, vabbè è uguale. E Fusco risponde, non lo potevano carcerare 6-7 mesi fa. E lei dice, E Fusco dice, vabbè, tanto chiamava la moglie. E lei, sì, e poi sarebbe comunque stato uguale. I cugini, cose, quello, quell'altro. Poi se non ti facevi vivo, capito come? E che li hanno presi tutti? Lascia perdere, hai finito meglio, mica li hanno presi tutti. Cioè lei non è che sta facendo riferimento, o meglio Fusco non è che sta facendo riferimento a sorella, sta facendo riferimento ai cugini e cose, mica li hanno presi tutti chi? Ma è quello che ho detto prima, nel senso... Però sulla domanda può rispondere, poi saranno valutazioni, no? C'è una...
Ma non è una questione di contraddizione. No, non lo sto contestando, io sto chiedendo una spiegazione su un contenuto di una telefonata, non ci mancherebbe, non posso contestare le telefonate. Sì, è Ancora. una cosa detta lì per lì. Sì, cioè ma non... che li hanno presi tutti chi? A chi si riferiva Fusco? Penso ai Casamonica. Oh. Insomma, quel giorno non è che hanno preso soltanto Rocco, hanno presi parecchi, no? Senta, lei sa che Utenza avesse... Ah, scusi, quando la cercava Casamonica Rocco per i motivi che ci ho detto, come la contattava? Telefonicamente. Sì, telefonicamente. Facendo una telefonata usando applicativi di messaggio? No, telefonata. L'ha mai contattata tramite sistemi di messaggistica? Per WhatsApp? questi motivi, sì, WhatsApp, Messenger. Oddio, potrebbe essere successo raramente. È capitato comunque? Sì. Sempre per quelle ragioni che ci ho detto prima. Lei sa che la sua utenza cellulare nel 2018, quando avvenivano queste conversazioni, se la ricorda? È sempre stato, ce l'ho da anni, sempre lo Da stesso quando? numero. Da quando ho questo Sì, più numero? o meno, così giusto perché... Oddio, saranno una ventina d'anni. 20 anni. Ci ha sempre avuto lei in uso esclusivo questo numero? Sì, quello là sì. Se lo ricorda questo numero? 393 6262 914. E il numero che Fusco aveva in uso luglio del 2018, comunque in questo periodo, se lo È ricorda? sempre a nome, è intestato a me, ma non mi ricordo il numero. 391 Il prefisso è 391. mi pare, non mi ricordo perché. Se io glielo leggo, lei è in condizione di rammentarlo? 391 852 finale forse. Allora, 391 311 82 59? Sì. È questo? Sì. Questa utenza era intestata a lei? Sì. E chi la utilizzava? Fabio Fusco. Da quando? Cioè dal momento dell'attivazione o da un momento successivo? No, dal momento dell'attivazione. Quindi da quando l'ha attivata l'ha sempre avuto in uso il Fusco. Senta signora, con il permesso del Tribunale Esibiamo il fascicolo fotografico. volevo esibirle un fascicolo fotografico. Io se vuole c'ho quello senza leggenda, così facciamo prima, tanto. Esibiamo la testa e quello senza leggenda, ma è lo stesso che è stato... È esattamente lo stesso, le produco un'altra copia in ogni caso che già ce l'ho, a colori. Va bene, se è lo stesso diamo atto che esibiamo la testa e quello che ha acquisito il fascicolo senza leggenda, così senza che acquisiamo ulteriori carte, insomma, se è lo stesso fascicolo fotografico. Sì, è lo stesso. Allora signora, io le mostro questo album fotografico, scusi, per correttezza, lei ha avuto modo di visionare album fotografici quando è stato sentito dai carabinieri? Sì. Quindi ha già fatto un atto di individuazione fotografica. Ok. Allora le mostro questo album che è composto da 10 foto. Cortesemente dovrebbe sfogliarlo e poi riferire al Tribunale se riconosce qualcuno nella foto, se sì chi e in quale foto. Prego. Rocco Casamonica. Che foto è? La 2. La foto 2, nella foto 2 riconosce Casamonica Rocco. Sì. Andiamo avanti. Foto 4 Lili.
Lilli? Lilli. Quindi la moglie di Casamonica Rocco? Sì. Vincenzo Spinelli? Lo deve dire lei, signora, non me lo può chiedere a me. Sì, sembra il 9. Foto numero 9? Sì. Lo riconosce? Sì. Spinelli Vincenzo sarebbe Nunù, di cui ha parlato? Basta. Ok. Va bene. Le corrispondenze Sì, sono le corrispondenze sono le stesse. Che le foto riconosciute corrispondono ai nominativi indicati dalla testa. Io le voglio chiedere una cosa su questo punto, perché come ricorderà senz'altro, questo album le è stato mostrato dai carabinieri nel corso della prima escussione. Nella prima verbalizzazione lei non aveva riconosciuto lo Spinelli. No, pure adesso, perché la foto è un po'... E poi dice, riguardando l'album, riconosce Spinelli Vincenzo. Posso chiederle... Perché lì non sembra lui comunque. Il motivo? No, questo. Cioè lei dice è diverso da come io, è leggermente diverso da come io l'avevo conosciuto, riconosciuto. E come mai poi dopo invece lo riconosce? Cioè che cosa l'ha fatta? Vabbè, magari ho focalizzato meglio, visto che poi dopo gli ho raccontato quello che era. Ho capito. Quindi nel rivedere l'album, dopo che aveva raccontato quello che le era tornato alla mente, è riuscito a focalizzare anche la foto. Questa è la risposta? Sì. Senta, il suo stato d'animo quando ha reso le dichiarazioni ai carabinieri qual è stato? Qual è stato? Beh, tanto preoccupata. Come? Un po' preoccupata. È un po' preoccupata? Perché non... Perché? Perché non volevo essere qua. Sì, e perché non voleva essere qua? Lo cioè so. il suo sorriso non lo posso verbalizzare, no, per purtroppo. carità, però... Non lo so, non so che dirle. Era preoccupata perché non voleva essere qua. Quindi la domanda conseguenziale è: perché non voleva essere qua? E perché non voleva Perché essere la qua? preoccupava il pensiero di venire qua? Perché è conseguenziale quello che dici. Ero preoccupata perché non volevo essere qua. Allora, perché la preoccupava il pensiero di dover poi venire qua? Perché non volevo essere comunque messa in mezzo a questa situazione. E non voleva essere in mezzo a questa situazione perché? Perché no? No, perché no, perdoni, è apodittica come risposta. Lo so, però... La preoccupava cosa? Tutto questo. Tutto questo cosa? Non mandava di essere messa in mezzo, punto. In messa in mezzo rispetto a che cosa? È una vicenda che comunque ha riguardato non lei direttamente ma un'altra persona, quindi diciamo essere messo in mezzo onestamente lo capisco poco. Eppure se è riguardato comunque Fabio Fusco io sto sempre qua. Appunto dico, però non era una vicenda che la riguardava direttamente e che lei non ha mai avuto un rapporto né di debito né di altro con, con le persone che ha però menzionato. Sinceramente nemmeno mi andava di parlare di determinate cose. E perché non le andava? Perché no? Perché comunque a me personalmente non mi hanno fatto niente, quindi non mi andava di essere messa in mezzo su determinate cose. Io sto qua per... cioè a me non mi hanno fatto niente, non mi ha fatto niente nessuno. Senta, non è che voglio farmi i fatti suoi, no. Lei ha figli? Sì. Quanti? Una. E non c'ha nemmeno il padre, sto da sola. Che vuol dire? Che vuol dire? Che magari che un po' significa non c'ha nemmeno preoccupazione il uno padre magari e sto poi da ce sola? l'ha. La preoccupazione per cosa? Non lo so, per un qualsiasi cosa. Magari proprio perché so dovuta venire qua. Non lo so. Poi ho sentito dire comunque dai telegiornali che si sa, i Casamonica non è che hanno sta bella reputazione, anche se so che personalmente forse magari non mi faranno niente, però un po' la preoccupazione ci sta. Cioè la preoccupazione che i Casamonica ipoteticamente le potevano fare qualcosa, questa era la preoccupazione? Sì, ma già dal momento che magari esco da qua porta adesso. Ha paura che le possa succedere qualcosa? Non lo so, probabile. Per i Casamonica, ho capito bene? Sì.
E questa preoccupazione pensare. l'aveva già manifestata ai carabinieri? Sì. Gliel'aveva detto che i Casamonica le mettevano No, paura? no, ma a me non mi mettono paura, perché comunque non è che ho paura, però uno lo pensa. Che insomma più o meno diciamo, è la stessa cosa. Quindi lei teme per la sua È un incolumità? timore della signora. Cioè, c'ho timore, non è che dico che mi fanno un qualcosa, c'ho comunque timore. Sia per lei che per sua figlia piccola? Sì. Perché lei è Piccolo, sola? 15. Minore 15 anni, comunque? sì. Diciamo. Non è una bambina, però 15 anni, è minore, no? Certo. Giusto. Vabbè. Altre domande? No, la difesa. La parte civile non domande? No, la difesa, Sì. prego. Senta, abbiamo parlato della sua preoccupazione per appunto quello che ha sentito sui giornali, telegiornali e compagnia bella. Io volevo capire una cosa, come mai lei va dai carabinieri il 2 agosto del 2018? Mi hanno chiamato. L'hanno chiamata. Chi l'ha chiamata? I carabinieri di Frascati. Le hanno detto il motivo per cui No. non le hanno detto niente? No. Lei si è preoccupata? No. No, sono andata e... Senta, lei però prima In ne aveva particolare mi avevano detto che avevano cercato Fusco. l'altro numero. Sì. No, l'altro numero. Senta, però lei ha parlato, prima di andare dai carabinieri, ne ha parlato con Fabio Fusco? Sì, siamo Della andati sua insieme. convocazione? Siamo andati insieme. Sì, ma prima di andare insieme ne avete parlato? In macchina mentre andavamo? Sì, prima, dopo, in macchina. Beh, ci venivano in mente determinate cose. Poi era successo da poco la storia appunto che avevano, quindi magari un po' pensavamo a Concluda quello. la frase, signora, se no noi abbiamo compreso, però magari quando uno la va a rileggere non si capisce. Avevamo preso da poco, era successo da poco. Era successo da poco l'arresto di determinati persone di Casamonica, quindi avevamo pensato che poteva essere riguardo quello. Senta, come mai poi lei, dopo le 16:25 del 2 agosto, finisce appunto l'esame, le sue sommarie informazioni alle 17, anzi precisamente sì, alle 17, poi che succede? Viene richiamata nuovamente? Sì, sono stata richiamata dopo qualche giorno, mese. No, lo stesso giorno. Ah, lo stesso giorno. Da 2 volte. Sì, perché poi lei compare davanti ai carabinieri alle 19:40. Mi spiega come succede questo fatto? È quello che non ho detto di Vincenzo Spinelli. Cioè no, devi dire al tribunale per gentilezza, perché se no io personalmente No, non perché ho avevo capito. detto determinate cose. Facciamola rispondere, stava No, dicendo. però posso fare la domanda prima? Sì, ma l'aveva fatto, come No, mai non l'ho lei fatta. Oh, allora Chiedo scusa, direi Presidente. l'ha fatta. Volevo completare la domanda. Prego, allora, Volevo dire, sembrava completata, lei prego. prende un esame che inizia alle 16:25 e finisce alle 17. Questo l'abbiamo Dopodiché va a casa, che succede? No, stavo lì fuori perché poi è entrato Fabio Fusco. Quindi stava in sala d'attesa? Sì, in sala d'attesa. In sala d'attesa. Quindi dopo che hanno sentito il signor Fabio Fusco, lei Sono viene rientrata richiamata io, sì. senza nessun avviso, cioè viene richiamata, in sala d'attesa vengono i carabinieri e la chiamano, giusto? Stavo in sala d'attesa ad aspettare che comunque uscisse Fabio. Rivengono e la rinterrogano, ho capito. Lei durante appunto questo lasso di tempo, e perché aspettava di Fabio? Perché eravate andati insieme? Sì. Ho capito. E come mai i carabinieri poi la risentono? Gliel'hanno detto? Sì, perché Fabio aveva dato il nome cioè aveva raccontato la storia di Vincenzo e io non l'avevo raccontata così, non avevo dato il nome di Vincenzo. Quindi vi hanno fatto delle Spinelli. contestazioni? Sì, quindi sono rientrata e ho ridetto com'era tutto. Lei è stata ammonita in modo particolare? Le è stato detto qualche cosa? No. Niente. Sì, buongiorno, sono l'avvocato Siviero per Morelli Concetta. Senta, in 2 conversazioni telefoniche che sono state intercettate, la prima è il RIT è il 4158/18, il progressivo è il 3102, le ore sono le 16:30, il giorno il 20 luglio 2018. Volevo fare una domanda, ma lei aveva era amica su Facebook di Rocco Casamonica? Ah, quindi aveva un'amicizia diciamo anche su Facebook virtuale? Sì, vabbè. Sì, perché infatti lei in questa
conversazione con Fabio Fusco, dice no, lascia perdere, mo cancello pure tutta la chat e lo levo da Facebook, quindi, perché dopo che ha saputo dell'arresto, diciamo. Sì, è vero. Poi lei più volte ha chiesto a Fabio perché lo cercasse la moglie, avete fatto delle ipotesi e in una di queste lei, sempre in questa conversazione, dice, leggo la frase, quella che risulta trascritta sul brogliaccio, o cercava comunque magari un amico, tra virgolette, di Rocco. Però ascolti, vado così Non l'ho un po' capito. spavulsa devo la leggere contesto. anche Innanzitutto, prima. visto che lei Allora. mi scusi, posso aiutare l'avvocato, siccome lei ha dato per assunto quello che è un po' il contenuto della conversazione, vediamo se la testa la conferma, che hanno fatto delle varie ipotesi su perché fosse stata chiamata. Se conferma? Se la testa conferma quello che lei ha riassunto, no? Siccome non ha fatto una lettura integrale, adesso sta non è leggendo... integrale perché volevo leggere solo la parte di però in quel modo è se un po', vuole confermare, diciamo... perfetto, sì, se lei vuole confermare di avere, se lo ricorda, perché insomma sono passati un paio di anni, ma insomma lei avrebbe, in questa conversazione risulta, no, Dio lascia perdere, mo cancello pure tutta la chat e lo levo pure da Facebook. E poi Fabio dice, no, ma lei che cazzo voleva da me? Cioè, siamo al RIT 4158, il progressivo, il 3102. E lei dice, in risposta a Fabio che le faceva la domanda, ma che cosa voleva da me? Lei risponde, o cercava comunque magari un amico, tra virgolette, di Rocco. Lei conferma si ricorda di queste... Mi ricordo che se eravamo sentite, ma sinceramente... Vabbè, comunque poi c'è la trascrizione. Invece in un'altra conversazione, sempre lo stesso RIT, il progressivo il 3108, la data è sempre 20 luglio 2018, l'orario sono 8 minuti più tardi, le 16:38, sempre lei, c'è scritto esattamente alle 16:45 e 59 minuti perché c'è un missis prima, io sono curiosa perché ti ha chiamato, perché per lei, diciamo, lei prima ci ha detto che quel debito che lei sapesse era finito, era stato restituito, quindi non capiva, dice ma com'è che ti ha chiamato? Allora lì ci sono delle ipotesi, Fabio le dice, poi se mi conferma ovviamente di aver, se se lo ricorda, detto queste cose, e perché Eleonora per soldi, e lei c'è questo punto interrogativo che sputta sempre su questa frase. Io qui il punto interrogativo è perché Eleonora, punto interrogativo, per soldi. No? Non è che l'ho voluto omettere, e perché Eleonora, come se lui dicesse ma perché ti ha cercato? È perché prima addirittura aveva detto se si faceva trovare nuda, lei se la ricorda questa frase? Lo dice in un'altra conversazione, lo dice in quella, lo dice prima. Torniamo sul punto, però. Se vogliamo dirlo, perfetto. Allora, questo è il problema quando infatti non ci sono le trascrizioni ufficiali. Allora, in questa conversazione, torniamo a quella precedente, visto che lo dice prima e non lo dice dopo. 3102 delle 16:30, quando lei dice o cercava comunque magari un amico, tra virgolette, di Rocco, se la ricorda questa frase, e lui le dice cazzo, chiedo scusa ma questa è la descrizione, ho pensato quella si fa trovare nuda, che vuole scopare e mi incastra in qualche maniera, che ne sai? Vabbè, ma sono battute che si fanno. Ovviamente era una battuta, perché insomma. Vabbè. Allora, tornando alla conversazione dopo quella delle 16:38, sempre del 20 luglio 2018, progressivo 3108. Lei appunto stava dicendo io sono curiosa perché ti ha chiamato, e lui risponde e perché Eleonora, punto interrogativo, per soldi, e lei dici, punto interrogativo, punto esclamativo, e lui dice certo, punto esclamativo, questo è Fabio, doveva trovare un modo come un altro per incastrarmi e cercare di aiutarla con gli avvocati,
e cazzi vari, ma che non lo sai come funzionano queste cose? Ma una donna che ha il marito appena carcerato, che gli serve? Punto interrogativo. L'avvocato? Punto esclamativo. L'avvocato che vuole? Punto interrogativo. I soldi? Punto esclamativo. E lei dice, poi mi dice se conferma di ricordare quello che viene detto, va bene, vabbè, quello come dici te avrà chiamato più di una persona per chiedere magari un aiuto, no? E lui risponde, certo, e lei dice, però diciamo, Fabio, magari mi avrebbe detto, lui nel momento che ti è servito ti ha aiutato, di sopra e di sotto, puntini puntini, capito come? Punto interrogativo. E allora lei interviene e dice, sì, tanto qualcuno avrà trovato. Lei si ricorda di aver... Ma posso dirle che magari, insomma, dopo quello che è successo, ho pensato, cioè, nel senso, forse quella la telefonata era, sì, magari con quello che è successo, se gli poteva servire un qualcosa, perché no, cerca a fare magari Fabio che non la vedo niente di... No, era solo... Stavate formulando, diciamo, delle ipotesi tra di voi, perché certo. Poi che lei sappia, Fabio poi di fatto non ci ha mai parlato con questa signora. Non lo so. Va bene. Non ho altre domande, Presidente. Invece io volevo fare una domanda alla Teste. Signora, lei ha detto che conosceva il Fusco perché lavoravate insieme, giusto? Sì. E eravate amici. Ma avevate un rapporto particolarmente stretto? No, dal 2009 io facevo la segretaria e lui faceva il meccanico. No, le faccio questa domanda perché lei ha sostanzialmente intestato un telefono per lui e soprattutto ho preso il che prestito. Già significa col telefono, no? Dare i propri dati su un telefono che abbiamo utilizzato da altri, ma soprattutto poi ha sostanzialmente assunto un finanziamento di un importo importante che la esponeva personalmente da un punto di vista, diciamo così, giuridico, di obbligo di restituzione, e quindi per questo le chiedevo, era un rapporto di amicizia particolarmente stretto? Rapporto di amicizia. E glielo sto chiedendo, era un rapporto importante? Vi frequentavate anche fuori dal lavoro? No, assolutamente. No, e quindi lei, diciamo, d'abitudine prende finanziamenti per altri? Non penso proprio. Quindi quello che le volevo chiedere, che cos'è che l'ha determinata in ragione di questo rapporto che lei stesso definisce di amicizia ma non particolarmente stretta ad assumere un obbligo giuridico così importante? Perché è un amico e mi fidavo comunque, se non mi sarei fidata non gliel'avrei mai dato, cioè non l'avrei mai preso un prestito a nome mio. Ma il suo amico aveva bisogno così tanto di essere aiutato secondo lei? Cioè il punto è la situazione penso particolare proprio, in cui lei si penso trova? proprio di sì. E perché? Cioè lei ha descritto una situazione come la sa lei per quella che è stata raccontata a lei, no? Di una richiesta di denaro al signor Fusco che non è un debitore, giusto? Perché il debito l'aveva preso il parlato, abbiamo capito bene? Giusto? Ecco, abbiamo capito bene. Quindi è sottoposto ad una richiesta di una somma di denaro non dovuta e non l'ha, giusto? E non ce l'aveva i soldi? No. Quindi lei interviene e fa un po' un ruolo così salvifico, no? Perché gli offre la possibilità di rispondere. Quindi le sto chiedendo, in una situazione di amicizia non particolarmente stretta, lei com'è che si presta ad un'operazione di questo tipo e si fa anche coinvolgere in questa vicenda, no? Tra l'altro. Perché? Perché a Fabio gli voglio bene comunque, è un amico. No, dico perché non l'ha consigliato di andare da un avvocato, di andare dai carabinieri, ti chiedono soldi non dovuti, per quale motivo? No, magari ne abbiamo pure parlato, però poi la decisione era la sua. Sì, ma diciamo, quindi il Fusco che cosa le ha detto rispetto a questa richiesta? Cioè, la situazione in cui si è venuto a trovare lui, qual era? Che cos'è che l'ha spinto ad accettare di dare questi soldi? L'ho voluto aiutare. Sì, no, lei ci sembra strano. Lo so, è strano, ma io sono fatta così purtroppo. Perché lo so. una persona paghi qualcuno di una somma che non deve, cioè si rende conto che la situazione è un po' particolare, no? Però non ci trovo niente di strano. E com'era, diciamo così, lo stato d'animo di Fusco dopo questa richiesta di denaro? Vabbè, tanto buono non è che era, però...
Tanto buono Un po' non giù era, stava, e quindi- normale. Un po'? Era un po' giù. Un po' Ah. giù. Perché stava giù? Perché stava giù. 25.000 euro non è che so pochi, quindi insomma. Ma perché Però ha accettato di darli? non lo so. Non lo so. Non lo sa. No. Penso che l'avrei fatto anche io. Cioè, lei vengono a casa sua e le chiedono 25.000 euro e lei li dà. Cioè, qualunque persona che le chiede 25.000 No, euro, ma lei per li dà? carità, non allora a qualunque cos'è che la persona. spinge in questo caso, che l'avrebbe spinto Non lo in so, non questo me ci sono caso? mai trovata e non lo so. Se ha deciso che glieli voleva dare, gli ha dati. Ma aveva paura Fusco? No, No. Era no, giù. Però non aveva paura. no. Si rende conto che è una situazione un po' strana, no? Non mi sembra, sì, io ho fatto prendere in prestito a nome mio, però mi fidavo. In effetti sono 4 anni e ancora me lo paga ogni mese. Senta, ma lei queste persone che hanno chiesto i soldi le conosceva? Queste? Rocco, Casamonica e Salvatore, no, Vincenzo Spinelli li conosceva? Sì. Tutti e due? Sì. E li conosceva perché? Perché venivano in officina ad Tutti e due? aggiustare la macchina. Sì, pure. E quindi anche Fusco li conosceva per queste ragioni? Sì. Come mai lei non si ricordava che era coinvolto Vincenzo Spinelli? No, perché non è che uno li conosceva. Lo so. No, li conosceva, giusto? Quindi non è che erano persone che non conosceva. Com'è che se ne ricordava uno solo e l'altro non se lo ricordava più? Aveva pure portato i soldi a casa Lo so. sua. Quindi l'ha voluto tenere fuori? Sì, Inizialmente non lo voleva coinvolgere? sì, cioè non volevo ingrandire la cosa. Cioè, quindi diciamo che aveva taciuto questa circostanza ai carabinieri, non è che non se la ricordava? No. L'aveva taciuta. E per quale motivo? Così. Appunto, non volevo ingrandire la cosa. No, però io, siccome sono 2 persone che a volte le chiedo perché l'aveva tenuto fuori non Spinelli, volevo- aveva messo dentro Casa Monica Rocco, per quale ragione? Non lo so, così. Però signora, io posso capire tutto, no? Però ci devo un po' cercare di offrire dei E l'ho detto, elementi non volevo importanti. ingrandire la cosa. E perché l'avrebbe ingrandita se avesse chiamato in causa anche Vincenzo Spinelli? Non lo so, lì per lì non mi è venuto in mente di mettere pure il nome suo. Aveva timore di Vincenzo Spinelli? No, no, assolutamente. E allora? Questo non mi era venuto in mente lì per lì. Questo suo non voler ingrandire la cosa era collegato all'appartenenza di queste persone a qualche gruppo, a qualche famiglia, a qualche nome in particolare? No. No, e allora però signora, che senso ha quello che dice, scusi, non la capiamo? Cioè, signora, lei deve dire la verità, lo sa questo, Lo so, no? sto a dire la verità, in sto a dire la effetti. verità. Allora, prima ci dice che ha paura, che non vuole essere coinvolto, pure adesso c'ho paura che non so che mi succede, cioè ci fa capire qual è la sua situazione psicologica. Quando io le chiedo perché non chiama in causa, mi dice l'ho tenuto fuori volutamente, perché questo sta dicendo, signora, no? Non è che non me lo ricordavo, non l'ho voluto mettere in mezzo, allora mi deve dire perché. Di che cosa aveva timore? No, non c'avevo paura di Vincenzo. No, quindi lei, i Assolutamente. carabinieri la chiamano, signora, scusi, lei ha precedenti penali? No, no. No, quindi è una persona normale. Lavora? Che lavoro fa? Segretaria. Ha sempre fatto questo lavoro? No, ho fatto pure la barista qualche anno fa. Insomma, ha sempre lavorato e si è guadagnato il pane, giusto? per forza. Quindi va dai carabinieri, mente ai carabinieri, tutto perché? Perché non c'ha paura. Ma quel giorno pure mentre raccontavo comunque non è che stavo proprio. Quando poi Fabio è uscito che mi ha detto di rientrare di nuovo per dire altre determinate cose, poi ho raccontato tutto quanto.
Senta, la signora Lilli, lei l'ha mai, diciamo, frequentata No, fuori no. da questa vicenda? No. No, diciamo, però la conosceva, ha detto, no? Perché Sì. la incontrava al centro Sì, commerciale? ciao, come va, come non va, basta. Ma perché abitano nello stesso posto dove No, abita no. lei, dove lavora lei? No. E quindi come mai la conosceva? Perché conosceva Rocco? Sì. Quindi semplicemente perché conosceva Rocco, rivedendo Rocco in giro, quella era la moglie, il figlio, Sì, sì. gliel'ha presentati? Sì. Gliel'ha presentati. La signora Lilli, lei ha detto non è stata presente al momento in cui gli sono stati consegnati i soldi. No. E il Fusco, lei ha mai, visto che poi avete avuto vi siete intrattenuti su questa conversazione successivamente all'arresto per sapere come mai la signora Lilli avesse cercato il Fusco, che lei sappia nel corso, diciamo, di questo lungo rapporto, perché prestiti, no? Ci sono stati, i soldi sono stati distribuiti nell'arco di 10 mesi, poi nell'arco di altri 10 mesi. La signora Lilli è mai entrata in gioco in qualche modo, nel senso No, assolutamente. quando lei è andata a consegnare i soldi era mai presente? No. No, No. mai. Ok, vabbè. Domande? No, va bene. Scusa, solo se consente, perché era uscito fuori. Vediamo se No, io ho una però, domanda, se allora consente, facciamo, aspettando sulle il domande turno. del Presidente, ovviamente. Sì, io... Va bene. Sì, dopo le Sì, no, assolutamente. Ci mancherebbe. Io su una domanda che le ha posto il Presidente, perché onestamente mi è sfuggita la risposta, e allora gliela ripongo. Mi avete parlato o no con Fusco di andare a denunciare la vicenda ai Carabinieri una volta che Casamonica Rocco e lo Spinelli gli avevano chiesto questi 25.000 euro? No. Perché se non ho compreso male lei, a domanda del Presidente, ha detto magari ne avremmo parlato, ma poi... No, denunce no. No, io ho fatto la domanda se avevate deciso, perché non l'ha denunciata, la mia ipotesi era esatto, perché perché- insomma, no, uno no. ti viene a chiedere 25.000 euro che non devi, Avete- una cosa che fai, e allora la domanda legale, no? quindi non avete mai parlato No, di... Il Fusco ha mai ipotizzato di andare a denunciare? Scusi Prego. Ministero, perché su questo, ricostruendo le mie domande, lei ha risposto, ne avremmo anche parlato, ma poi lui ha infatti, per deciso questo no, lei io- così ha risposto. Io le ho chiesto, ma non avete pensato Abbiamo di andare a parlato del denunciare? fatto se darglieli o no, ma di denunce no, assolutamente. No, non avete mai No, preso in no. considerazione la denuncia? No. O comunque consultarvi con un legale per vedere No. come regolarsi per sottrarsi a questa richiesta indebita? No. E sa perché Fusco non abbia mai fatto menzione della vicenda fin quando non siete stati chiamati dai Carabinieri? Quale vicenda no? Tutta quella che ci ha raccontato, diciamo, l'hanno fatti 3 anni prima rispetto al momento in cui poi siete andati dai Carabinieri. Non ho capito la domanda, sinceramente. Fusco le ha mai detto perché non si è mai presentato, diciamo, spontaneamente Dai Carabinieri a per denunciare? denunciare questa vicenda? Perché no, non voleva denunciare comunque. Questo sì, lo immagino, perché il dato è per tabulas, è oggettivo. Io le sto chiedendo se Fusco non ha mai spiegato perché non voleva No. denunciare. E lei perché non si è mai recata dai Carabinieri prima? Perché non trovo nessun motivo per andare dai Carabinieri. Non trovavo non c'avevo motivo. Denunciare che cosa? Beh, prendere 5.000 euro e restituirne 10, diciamo, tanto per dirne una, non è che proprio funziona normalmente sì, lo so, così sul però mercato. lì per lì Rocco alla fine gli ha dato una mano. Sì, lo capisco, però torno a dire, tra 5.000, tra prendere 5.000, Lo so, restituire però- 5.000 e prendere 5.000 e restituire... Anche il prestito. Allora, io scusi, voglio parlare con l'avvocato che sta dietro, ma lei è il difensore dell'imputata Morelli Concetta, perché interviene, avvocato? Scusi, Sto seguendo l'udienza. Vabbè, ma non può intervenire, io non ne ho visto, ma è un processo in cui gli avvocati che non sono parti in causa intervengono, no, Devono rimanere solo i diretti no, ma interessati. di certamente Morelli. stanno parlando loro, ma che facciamo, le fazioni? Stanno parlando loro, e la faccia articolare a loro l'opposizione, basta, quando sarà il suo momento che lei fa la domanda e lei direttamente coinvolto può intervenire. Però chiedo Prego. scusa, che siamo in una domanda che viene fatta dopo l'esame da parte del Presidente, quindi Sì. vengono fatte delle considerazioni che sono suggestive comunque, non possono essere ammesse. Anche il prestito che ho preso sono 20.000 euro, la finanziaria ne ha voluti 31. Quindi so 11.000 euro in più, non so pochi. Ho capito. Diciamo... Se ci pensa.
Su questo sono andata da un avvocato a vedere se si poteva fare qualcosa. Quindi su Lagos c'è andata dall'avvocato, su Rocco Casamonica no. Ho capito. Tanto per chiudere il ragionamento, perché insomma, allora al suo amico vengono messi 25.000 euro non dovuti, questo è il punto. Che avvocato, scusi, ho fatto la domanda alla Teste. Questa situazione, voglio sapere se la Teste questa la considera una situazione normale. No, non è normale, però sono. Lo so, però sono cose sue, io non c'entro niente, sono cose che decide lui. Però lei ha avuto un ruolo, Lo so. se lei si fosse rifiutata di prendere i soldi, la cosa poteva evolvere in un modo diverso. Quindi non è che lei è estranea a questa vicenda, la domanda io la faccio a lei. Siccome lei ha vissuto in prima persona questa vicenda, perché ha supportato il suo amico in questa vicenda, io le sto chiedendo se lei sa qual era lo stato d'animo e la condizione per cui un soggetto come il suo amico si determina a pagare 25.000 euro non dovuti, punto. Questo è il concetto e non è una domanda strana. Sì, lo so, però poi ognuno decide per la propria. Perfetto, però la mia domanda non è strana, va dal modo lo so. delle cose. Prego. Una cosa, la premessa che la somma sia non dovuta sarà oggetto di un giudizio di cognizione vostra. Certamente, ma da come viene raccontato dai testi. Avvocato, da come viene raccontato dai testi, da come viene raccontato dai testi. La domanda pertinentemente è stata fatta al Fusco. Fusco ha detto io ero socio ma e io quindi ho ritenuto che adesso non essendo devo debiti spiegare della le ragioni a società. voi perché faccio le domande. Il tribunale fa il tribunale fa le domande per saggiare l'attendibilità dei testi. Che non sia dovuta l'ha detto il signor Fusco, che non aveva. No, il signor Fusco non ha detto questo, perché il come signor no? Fusco, dicendo che si è accollato il debito. Avvocato, il signor Fusco non l'ha raccontata così, non so perché ci viene da ridere il pubblico ministero. Non l'ha raccontata così. Andiamoci a prendere un manuale di diritto privato e vediamo un secondo che cosa dice. Scusi avvocato, stiamo assumendo la prova, vengono dei testi che hanno non risposto o non volevano rispondere su una serie di circostanze. Deve essere messa a verbale che lei ha fatto una domanda, risulta verbale, e lei ha detto sostanzialmente che è una somma non dovuta. Ma rispetto a quello che, scusi avvocato, rispetto a quello che hanno prospettato i testi, questo io sto dicendo, ci mancherebbe altro, poi sarà oggetto di valutazione, però da come l'ha raccontato il signor Fusco lui si è sentito estraneo a questo. Vabbè. Ci sono le dichiarazioni. Prego, lei voleva fare un'ultima domanda? Sì, no, la domanda che volevo fare alla Teste è perché ha detto che anche nel 2009 Casamonica Rocco aveva lavorato per quello. No, ha lavorato. No, No, ha lavorato. Ah, lei? Io. No, chiedo scusa, avevo capito che anche. No. No, vabbè. E allora ho capito male, chiedo scusa. C'erano proprietari diversi prima. Ah, aveva lavorato lei? Sì. Ok. Vabbè, allora ho capito Altre male domande? io. No, allora la domanda dell'avvocato mi fa venire in mente invece una cosa, ma lei ha lavorato presso la nuova car service per quanti anni? 1 anno e mezzo. Quindi da che anno a che anno? Forse l'ha Dal detto, ma non mi ricordo. 2014, febbraio 2014 fino a settembre 2015. Senta, ma in quel periodo lì che lei teneva la contabilità? Sì. Ok. E in quel periodo lì il signor Casamonica Rocco è il risultato dipendente della società? Quanto so io no. No, quindi non in quel periodo lì? No. No, ok. Possiamo liberare la Teste? Altre domande? Prego, si può accomodare. Posso? Prego. Sì. Allora, ovviamente. Può andare. Ah, ok. Prego. Ovviamente, Presidente, io le chiedo formalmente l'acquisizione, forse è Sì. rimasta una carta? Forse un foglio del contratto. Allora, diciamo che il Pubblico Ministero chiede l'acquisizione del contratto di finanziamento e formale Sì. acquisizione del contratto di finanziamento e del fascicolo fotografico E del fascicolo dell'album che è fotografico. stato esibito alla Teste. In più, Sì? come riferimento alle dichiarazioni rese dal parlato, cui ha fatto cenno peraltro la signoria vostra poc'anzi, dell'assunzione di Casamonica Rocco alla dipendenza della nuova car service, produco un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma del 15 luglio 2015, nella cui parte emotiva il Tribunale si sofferma proprio su questa circostanza. Chiedo altresì di produrre un compromesso di compravendita immobiliare del 29 dicembre 2009 intercorso tra Parlato Giuseppe e Morelli Concetta, relativo a un immobile di via Salvatore Barzilai numero 33 e con gli allegati ovviamente, e un successivo contratto di compravendita che invece
interviene tra il parlato e altri soggetti il 20 novembre 2015, sempre relativo all'immobile di via Barzilai. Credo che siano documenti ampiamente conosciuti dalla difesa, in ogni caso sono qui a disposizione se li vogliono consultare, e chiedo infine di acquisire l'album fotografico che è stato esibito a Fazzari nel corso della sua escursione, che non credo che sia stato materialmente acquisito. No, è stato acquisito. Sì? Allora il collega mi dà informazioni sbagliate per depistarmi, va bene? No, quello esibito a Fazzari. Quello esibito a Fazzari. Aspetti, comunque ce l'abbiamo lì, però controlliamo un attimo nell'udienza. Scusa, mi dispiace, l'udienza del 14 e del 27, se non sbaglio. Acquisito l'udienza 14, è stato già acquisito. E allora nulla questio, ritiro la richiesta. Da ultimo chiedo di poter acquisire nota a firma del collega Musarò del 31 gennaio 2020 indirizzata al Servizio Centrale di Protezione e risposta del Servizio Centrale di Protezione del 3 febbraio 2020 che fa riferimento, ricorderanno certamente le signore loro, al disguido verificatosi in udienza circa l'esibizione alla collaboratrice Cerreoni Deborah di un album fotografico in bianco e nero e non a colori, così come era stato inviato dal pubblico ministero proprio in previsione della escursione dibattimentale della Cerreoni. Questo va bene, perché. Sentiamo la difesa. Presidente, sulla produzione documentale del pubblico ministero, per quel che riguarda l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, nulla questio. Sulla documentazione immobiliare e catastrale vorremmo capire la pertinenza rispetto ai fatti oggetto di imputazione, per cui allo Stato c'è opposizione, perché non pertinente. Va bene, sentiamo se il PM vuole offrire... Sì, insomma, documentano in maniera oggettiva l'esistenza dei rapporti tra il parlato Giuseppe Morelli Concetta, quindi la moglie di Rocco Casamonica, rapporti di conoscenza dei quali hanno ampiamente parlato i testi, e documentano anche una vicenda relativa ad un immobile di via Salvatore Barzilai che prima viene ceduto in compromesso alla signora Morelli Concetta e poi, guarda caso, nel 2015 viene ceduto ad altri soggetti. Il periodo è lo stesso del rapporto debito-credito di cui ci hanno parlato i testimoni, assunto dal parlato nei confronti del Casamonica Rocco, quindi ritengo che la pertinenza vi sia in maniera oggettiva sotto questi due profili che ho testé esposto alle signorie vostre.
Scusate da Palermo, ma non abbiamo sentito nulla, non c'è stato neanche non abbiamo ascoltato neanche il rinvio, audio zero. Ma quando? Da quando è che non sente? Non abbiamo fatto il rinvio, Un attimo. Scusi Presidente, prego. Sentiamo un attimo in Camera di Consiglio, non si interrompe l'udienza. Prego. Allora, quindi che il pubblico ministero chiede quindi di acquisire al fascicolo per il dibattimento il contratto finanziario esibito alla Teste Conti, il provvedimento messo al Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15 luglio 2015 nei confronti di Casa Monica Rocco. Poi il compromesso di vendita intercorso tra Parlato Giuseppe Morelli Concetta in relazione all'appartamento sito in via Barzilai numero 33, nonché il contratto, questo datato 29 dicembre 2009, e il contratto di compravendita il relativo al medesimo immobile intercorso fra Parlato Giuseppe ed altri in data 20 novembre 2015, nonché la nota a firma del Servizio Centrale di Protezione del 3 febbraio 2020. E la difesa si oppone all'acquisizione dei contratti di compromesso e di vendita, nulla osservando sulle altre produzioni, e il Tribunale, ritenuto che il vaglio che il Tribunale può effettuare in questa fase è quello di una non manifesta irrilevanza, possa fare in tale fase quello di una non manifesta irrilevanza o non pertinenza dei documenti, manifesta non rilevanza o non pertinenza dei documenti prodotti, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, dispone l'acquisizione al fascicolo dibattimentale dei documenti prodotti. Sarà poi eventualmente una riserva 507 all'esito dell'istruttoria di sentire il parlato su questa vicenda. Certamente, poi vedremo, insomma. Poi non sappiamo adesso se queste sono le uniche prove su questo fatto, immagino di no, non lo so, voi lo sapete, noi non lo sappiamo, quindi vediamo nell'acquisizione. C'è anche un ulteriore capo che non è stato, capo acqua, sarà oggetto di una perquisizione, previsiblemente in fase di... ci sarà stata una perquisizione, cioè elemento che ancora non è emerso. Vabbè, poi vedremo nel prosieguo. E andiamo per la prosecuzione dell'attività istruttoria, l'udienza già calendarizzata dell'11 febbraio 2020 alle ore 9 all'aula Occorsio, quindi qui, mi raccomando, non aula A, lo dico anche per il servizio di videoconferenza, era già indicato come aula A, invece sarà in aula Occorsio, quindi 11 febbraio 2020, per la prosecuzione del controesame della dichiarante Cerreoni da parte della difesa, quindi per la prosecuzione, insomma, della conclusione dell'esame, e avendo acquisito la disponibilità del sito riservato. Dispone che i collegamenti di videoconferenza vengano ripristinati per l'udienza di rinvio con le medesime modalità dell'udienza odierna e manda la cancelleria per nuova citazione della dichiarante Deborah Cerreoni. No, stavo pensando agli imputati e agli arresti domiciliari, li avevamo già autorizzati.
Sono stati autorizzati, ok, a comparire con mezzi propri e senza scorta. L'udienza è tolta.